comunicato la sua assenza anche la Ret Maria Teresa. Mi ha comunicato di informare il Consiglio. E do quindi la parola al segretario per l'appello. Grazie. Buonasera. Florio Favero. Presente. Arreghini Silvia. Presente. Buonasera. Barbisan Leonardo. Eccomi, buonasera. Bertoncello Antonio. Buonasera. Buonasera. Bravo Bertilla. Buonasera. Buonasera. Dalla Pona Paolo. Buonasera a tutti, presente. Buonasera. Drigo Irina. Buonasera a tutti. Mascarin Gastone. Presente. Morsanuto Angelo. Presente. Pizzolito Mario. Non lo vedo. No, Pizzolito non c'è ancora, non l'ho visto. Metto assente intanto. Sì, sì, ma dovrebbe arrivare, non ha Sì. comunicato. Ret Maria Teresa, assente giustificato, giusto? Sì. Rodriguez Riccardo. Presente. Senatore Maria Teresa. Presente. Pival Renato. Presente. Terenzi Marco. Presente. Bindini Andrea. Presente. Zanuto Alessandra. In ritardo. Guarda, sì. Allora nomino gli scrutatori. Scrutatori Barbisan Leonardo e Dalla Buona Paolo e Terenzi Marco. Allora, prima di iniziare, scusate, vi devo leggere un messaggio di Andrea Costa, nel senso che lui giustamente ci dice: la visione da casa su YouTube non è a griglia come nei tablet, ma si vede solo colui che sta parlando. Per questo motivo, ogni volta che avete il microfono acceso e vi spostate, vi suona il cellulare, o parla qualcuno in famiglia magari, l'inquadratura si sposta su di voi. Quindi per favore disattivate il microfono quando non siete in intervento e se no, se vede che per caso qualcuno non si adegua, lo fa lui di ufficio, perché altrimenti il collegamento su YouTube si sposta dove c'è il rumore, quindi scatta un'inquadratura non adeguata. Grazie. Passiamo quindi ai punti dell'ordine del giorno. Primo punto, ci sono le comunicazioni. Non so se il sindaco ha delle comunicazioni. Nessuna comunicazione. Grazie, signor sindaco. C'è qualche altro? Piero Rambuschi mi diceva prima che voleva... Anch'io presidente. Sì. Anch'io, Allora, presidente. Piero Rambuschi intanto, prego. Sì, io mi riferisco al mio assessorato che ha delega alle frazioni. Ecco, volevo far presente che dopo, assieme al consigliere delegato Zanutto, noi siamo andati per 3 mesi sulle frazioni, abbiamo raccolto tutte le necessità, ovviamente, dei loro rappresentanti. Tutto questo noi l'abbiamo messo su un opuscolo, quindi questo opuscolo è a disposizione di tutti i consiglieri e non solo, assessori ovviamente, che potete ritirarlo in qualsiasi giorno, perché io sono presente tutti i giorni in municipio, mi è stato concesso l'ufficio dei capigruppo, quindi se venite lì io ve lo do volentieri. Grazie. Sì, ricordo anche che mi pare che l'ha protocollato stamattina, giusto? Sì, esatto, confermo. Perfetto, grazie. Consigliere Terenzi, a lei. Sì, signor Presidente, io vorrei fare una comunicazione in ordine a quanto è accaduto il giorno 29, ultimo scorso, aprile, in ordine ai lavori del Consiglio Comunale. Ecco, nel corso del dibattito sul rendiconto relativo al 2020, ecco, un dibattito che si è caratterizzato, insomma, per l'intensità, anche per la fatica, insomma, siamo rimasti tutti impegnati per cercare di contribuire, ciascuno per la propria parte, attraverso interventi, critiche costruttive, attraverso proposte operative finalizzate ovviamente ad obiettivi di miglioramento per il comune e a obiettivi anche di crescita e di sviluppo per la comunità,
e tutto questo ancor più in questa fase difficile di emergenza sanitaria, che poi è anche emergenza sociale. Ecco, a seguito dell'intervento del collega Bertoncello, che anch'esso stesso era intervenuto su questo tenore e su questi argomenti, il collega consigliere di maggioranza, nonché presidente della sesta commissione, il collega Renato Stival, interveniva. Ecco, interveniva indipendentemente dal merito dei contenuti espressi dal collega Bertoncello e reputando dimesso il tono dell'intervento del mio collega con affermazioni chiaramente allusive, faceva trasparire l'eventualità di accordi intercorrenti, evidentemente non palesi, fra il collega Bertoncello e il sindaco Favero, a proposito di nomine che dovranno intervenire successivamente. Ora, io penso che affermazioni di questo tenore non possano essere accettate in generale e a maggior ragione in un dibattito istituzionale. Innanzitutto perché anche il confronto deve essere fondato sui contenuti. E in secondo luogo perché non può essere utilizzata l'allusione o l'illazione, specie se hanno l'effetto di delegittimare colleghi o istituzioni che dai colleghi sono incarnate. Ora, con le sue allusioni, il collega Stival ha usato parole delegittimanti ed in un solo colpo verso il suo sindaco, verso un suo collega che per 10 anni è stato sindaco, peraltro apprezzato nella comunità, verso l'intero consiglio comunale impegnato quella sera in un dibattito faticoso ma appassionato e su tematiche rilevanti per la comunità. Ed infine, se la sua allusione fosse riferita alle nomine future della Fondazione Santo Stefano, anche verso il comitato di nomina della Fondazione stessa, che è un organo autorevole che si occupa delle nomine, appunto, presieduto da un magistrato in quiescenza, già presidente di tribunale, e composto da membri dell'ambito istituzionale, socio-economico, culturale, di rappresentanza di categoria e dell'ambito ecclesiale. Ecco, volevo dire questo, Presidente, la parola è importante e va sempre usata per qualcosa e non contro qualcuno. Okay. Certamente in una sede istituzionale, sempre, evitando allusioni che hanno l'effetto di delegittimare persone ed istituzioni. Ci tenevo a fare questa dichiarazione, a stigmatizzare questo metodo, sperando che questo sia un incidente di percorso e che il Presidente, lei Presidente, insieme a ciascuno di noi, possa evitare nel futuro situazioni del genere, spiacevoli ed imbarazzanti. Io la ringrazio. Allora, prima di dare la parola al consigliere Rodriguez, permettetemi di rispondere. Io la ringrazio e sinceramente potevo essere d'accordo o meno con i ragionamenti fatti dal consigliere Stival, però io, da Presidente del Consiglio, ho un compito, mi sono dato anche a rileggere nei giorni scorsi il regolamento. Io, se non ci sono offese, attacchi mirati di un certo tipo, non ho la facoltà di intervenire. Le spiego anche il perché. Perché nel mandato precedente mi sono andato a studiare un esempio, perché io voglio portare l'esempio. Nel mandato precedente lei e il suo gruppo e alcuni dei suoi colleghi consiglieri a più volte, faccio un esempio, fatto allusioni e espresso opinioni, diciamoci la verità, che andavano verso una certa interpretazione, verso un certo palagigio. E io non mi sono mai permesso di intervenire e redarguire quei consiglieri, perché se ne assumono la responsabilità, però era uguale, identicamente, rivolto ad un assessore, se lei se lo ricorda bene, è successo più di una volta che il palagigio è stato interpretato in quel modo lì. E addirittura in una occasione l'assessore Geronazzo ha risposto per le rime, io l'ho lasciato fare perché non è mio compito, ve lo ripeto e ve lo ridico, non è mio compito fare da censore. Io
fino a che a un certo limite ci si arriva, ognuno si assume le proprie responsabilità. E io non ho sentito citare quella fondazione lì dal consigliere Stivali, non ha fatto nomi e non ha parlato di associazioni, quindi ha fatto un suo ragionamento. Io potevo anche non essere d'accordo, per carità, però io glielo lascio fare, come ho lasciato fare il ragionamento del Palagigio a qualcuno nel mandato precedente, che era prettamente allusivo ed era anche piuttosto offensivo, perché voleva dire che un assessore si portava nella sua Pradipozzo un impianto e lo faceva in un certo modo, e ve l'ho lasciato fare, perché, ripeto, lo ridico e chiudo qua, non è mio compito farlo, ognuno si assume le proprie responsabilità. Consigliere Rodriguez, a lei. Grazie Presidente, volevo informare il Consiglio che questa mattina insieme al gruppo di professionisti architetto Gianluca Ramo, Stefano Alfier e Giovanni Verago e l'ingegner Bonora, in qualità di consigliere io delegato alla disabilità, essendo stata conclusa l'istruttoria di aggiornamento del PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ho avuto modo di condividere i contenuti e il percorso che il piano eliminazione delle barriere architettoniche avrà da qui ai prossimi mesi. Ricordo che la scadenza ultima per l'approvazione del piano, che è stato cofinanziato dalla Regione ed era stato predisposto dalla precedente amministrazione, quindi mai prima d'ora si era potuto discuterne, in quanto ci trovavamo a cavallo tra un'amministrazione e l'altra, quindi periodo elettorale. Si è discusso dell'aggiornamento di questo piano, che avrà un iter preciso, e il suo termine ultimo è fissato per l'approvazione entro il 30 settembre. La prossima tappa che ci aspetta adesso è quella di attendere le 57 schede che riguardano gli immobili di proprietà comunale che possono avere delle criticità in tema di barriere architettoniche. Una volta pervenute le schede nei prossimi giorni, scatteranno i 30 giorni durante i quali nel sito ufficiale del comune di Portogruaro verrà posto un questionario in visione a tutti i cittadini, affinché tutti, nessuno escluso, possano fare le dovute osservazioni, perché questo piano riguarda principalmente il centro storico e tutte le sue interconnessioni, ma il piano non esclude assolutamente le criticità presenti eventuali nelle 7 frazioni del nostro comune. Grazie. Grazie, consigliere Rodriguez, interessante. Consigliere Stival. Grazie Presidente, ovviamente so che le comunicazioni non vengono mai commentate, ma visto che c'è un fatto per fatto personale, io dico solo che ringrazio gli illustri consiglieri della minoranza per la importanza che mi hanno dato. Avviso, non sono Fedez, non sono così importante. E dico che ovviamente il tempo mi darà ragione o meno, vedremo il corso dell'iter quale sarà, e ai posteri, come si dice, l'ardua sentenza. Grazie consigliere Stivali. Ci sono altre comunicazioni? Signor Sindaco? Sì, è successa una cosa importante questa settimana, mi scuso per non averla detta all'inizio. Io ho richiesto una urgente conferenza dei sindaci sul tema della terza corsia dell'autostrada. Come ben sapete, ci sono stati fatti accaduti con incidenti gravi negli ultimi 3-4 giorni che hanno appesantito questa situazione. Allora la conferenza dei sindaci, che è stata volutamente richiesta per affrontare il tema, all'unanimità ha proposto una risoluzione e ha chiesto al Ministero che si faccia promotore per
per ritrovare la possibilità di un finanziamento che sembra scomparso. Come sappiamo, all'inizio l'avevano messo nel bilancio 2025-2030, poi è stato tolto. La concessionaria Autovie Venete sembra che sia, o meglio, ha già scaduto il suo mandato e la nuova concessionaria non ha ancora l'operatività che serve per finanziare con i pedaggi. E quindi una soluzione che potrebbe protrarsi anche per anni, perché se il finanziamento non c'è e arrivasse magari fra 1 anno o 2 anni, voi ben capite che una situazione, soprattutto nel periodo estivo, creerebbe problemi per l'incolumità e il rischio delle persone che corrono sull'autostrada, ma non solo, si riverserebbero, aumentando i rischi, anche sulle strade interne di 21 comuni e non solo, perché coprirebbero anche tanti comuni del Trevisano. Quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di coinvolgere anche gli assessori regionali, la Regione Veneto che ha il 4% attualmente della società, e abbiamo coinvolto anche giustamente, trasversalmente, anche gli assessori della Regione e il Ministero tramite i nostri deputati. Speriamo che qualcosa produca questo effetto di questa volontà da parte dei cittadini e delle rappresentanze. Poi colgo l'occasione anche per dire che l'avete già visto, ma è giusto in Consiglio Comunale portarlo a conoscenza dei consiglieri. Quest'anno la festa dei Dogi non si fa in presenza, abbiamo scelto di farla online. E la protagonista indiscussa sarà la festa della enogastronomia, con presenza di produttori vinicoli e ristoratori locali. Ci sarà una passeggiata anche per i cittadini che volessero approfittare per la conoscenza del nostro centro storico. La Caorlina porterà magari anche i bambini con i loro familiari per gustarsi le bellezze del fiume, e Fabrizio Nonis e Lorenzon, che è un personaggio web, faranno conoscere, speriamo ai più, una Portogruaro che purtroppo è sconosciuta. Domani mattina, ultima notizia, la Giunta deciderà come e se organizzare definitivamente un festival di letteratura del libro per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. L'organizzazione del programma è già a buon punto, domani facciamo il punto, e se decidiamo di intraprendere anche questo bel festival, che è il secondo in Italia dopo Empoli per la partecipazione delle famiglie, secondo solo a Bologna, ma che è solo per specialisti, e poi altri festival li fanno solo in Germania. Anche qui Portogruaro potrebbe essere al centro della cultura del libro. Questo ci consentirà, se lo facciamo già quest'anno, in un periodo difficile, ma gli editori, i presidenti del Veneto e del Friuli hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta, ma non potrebbero essere presenti a settembre perché c'è la Pordenone Legge e a ottobre perché c'è l'evento in Germania. Quindi l'unico momento era questo, non volevamo perderlo perché con la pandemia soprattutto i ragazzi e i bambini hanno sofferto in questo momento, e potrebbe essere un momento di rinascita, un momento di risvolto positivo anche per la nostra economia del nostro comune. Vi darò dei dettagli prossimamente, ma il festival è organizzato bene con persone, con 31 autori di tutta Italia che hanno già aderito, sono autori di libri per bambini e ragazzi, candidati a premi Andersen, candidati a premi Strega, e con la volontà nostra di finire al Teatro Russolo con un evento principale di peso, con uno scrittore conosciuto a livello nazionale. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Ok, quindi passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debiti fuori bilancio, sentenza TAR del Veneto, vertenza Comune di Portogruaro, ditta Petrà SRLS. Questa è la delibera che non è passata, ripetiamo, lo scorso Consiglio. C'è stata una modifica e allora chiedo al segretario, che la modifica è stata tecnica all'interno della delibera, se la vogliono esporre magari o lei o l'ingegner Bonora.
Buonasera. Allora, il dispositivo è sostanzialmente il medesimo dello scorso Consiglio. Durante lo scorso Consiglio c'è stata una sospensione durante la quale avete riconvocato questa seduta proprio per approfondire e discutere il tema del debito fuori bilancio derivante da questa sentenza. È stato specificato che il Consiglio ed è stato richiamato anche una delle fonti normative, una sezione riunite, ma in realtà ci sono più sentenze della Corte dei Conti che stabiliscono che il debito fuori bilancio, ancorché per fattività tecnica, nel senso che non c'è attività discrezionale del Consiglio nel riconoscere quanto disposto da un giudice, va semplicemente ricondotto al bilancio comunale attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio, quindi è competenza del Consiglio, ma non è attività discrezionale. Quindi fatte questo chiarimento, si ripropongono gli stessi contenuti della deliberazione della scorsa seduta. Grazie ingegnere. Quindi io adesso apro il dibattito, se c'è qualche intervento. Consigliere Rodriguez, prego, a lei. Allora, voglio intervenire su questa delibera perché l'ultima volta avevo soltanto annunciato che non avrei partecipato al voto. Allora voglio motivare perché anche questa sera non parteciperò al voto rispetto a questa delibera, però volevo mettere in risalto alcune cose che ho avuto modo di analizzare in questi giorni. Nella modifica, intanto chiedo se i tablet e il Consiglio Comunale in questo momento sta avendo un cortocircuito. No, noi sentiamo. No, perché nella delibera c'è scritto il Consiglio Comunale in pari seduta ha preso atto del cortocircuito generato e questa mi pare una affermazione fuori luogo, che poteva tranquillamente essere omessa dal testo, perché chi la legge, come me, o chi l'ha letta come me, è chiaro che può ingenerare una spiegazione di carattere politico pressorio, cioè non si può dire che preso atto del cortocircuito generato perché non è stato approvato il mancato riconoscimento del debito a fronte di una sentenza del TAR che ha riconosciuto la corretta azione amministrativa dell'ente. Sto leggendo, la proposta di delibera. Poi nel dispositivo di sentenza invece si legge, leggo soltanto alcuni tratti, dall'avere la stazione appaltante, quindi il comune e la stazione appaltante, indetto la procedura di gara originaria sulla base di un progetto errato, senza prima svolgere saggi esplorativi sulle strutture esistenti e per aver revocato la gara nonostante le interlocuzioni intercorse e la disponibilità della ricorrente medesima ad eseguire i lavori aggiuntivi necessari all'importo previsto del computo metrico esplorativo predisposto dal direttore dei lavori. Allora, io dico che personalmente in tutta questa faccenda riscontro principalmente due tipi di anomalie o incompatibilità che mi fanno propendere appunto per la non partecipazione al voto. La prima è di carattere squisitamente amministrativo, dove il TAR nella sentenza evidenzia tutte le anomalie, quindi l'azione amministrativa inadeguata, quindi erronea.
Quindi questo contrasta di fatto con la proposta di delibera che ci viene presentata questa sera, emendata, come ha appena illustrato l'ingegner Bonora, e contrasta di fatto con la sentenza del TAR. La seconda questione che mi porta a non partecipare al voto è una considerazione di carattere squisitamente politico. Non si può continuare a sostenere ancora oggi che non si sapeva della precarietà della struttura, si vedono segnalazioni, e non considerare la piscina come una priorità, come una necessità della collettività, viste le migliaia di utenti che ne usufruivano come servizio bisogno. Per la precisione parliamo di circa 150.000 presenze annue, di circa 2.000 abbonati e di 5.000 presenze studentesche che hanno causato un danno, questo sì collettivo, peggiore di quello economico, che perdura già da circa 20 mesi, e speriamo che questi 20 mesi siano stati sufficienti per mettere, come ha detto qualcuno nella seduta precedente, a mettere in sicurezza la struttura. È chiaro che personalmente, in quanto amministratore, mi preoccupano molto le affermazioni sentite nell'ultima seduta, quando si afferma, e oggi mi è stato confermato, che le vasche non sarebbero in grado di mantenere il pieno contenimento dell'acqua, quindi ci sarebbe una perdita d'acqua in sostanza, così come gli spogliatoi non sono stati adeguatamente ristrutturati, e gli spogliatoi dopo la reception d'ingresso sono la parte di impatto, la parte impattante rispetto ai visitatori dell'impianto notatorio. Io non voglio dilungarmi ulteriormente, ma dico che ancora una volta intanto si richiama una sentenza, addirittura si va fino in Sicilia, cioè per discutere della piscina di Portogruaro impegniamo 1200 chilometri per richiamare una sentenza della Corte dei Conti per la regione siciliana. Anche questa poteva essere omessa. Io capisco la difficoltà di chi ha redatto questa seconda delibera per cercare in tutti i modi di venire fuori dall'impasse in cui si è trovata la struttura nel momento in cui non c'è stato il numero sufficiente per approvare il provvedimento. Ma questo lo considero troppo, veramente troppo, e considero anche offensivo per i consiglieri, noi tutti di maggioranza e opposizione, che questa delibera, sembrerà una sciocchezza ma non lo è, ci venga mandata addirittura evidenziata in giallo, come se noi consiglieri, che rappresentiamo tutta la cittadinanza, compresa ovviamente anche la parte dell'opposizione, noi rappresentiamo tutta Portogruaro, non fossimo in grado di dedurre o trarre conclusioni chiare rispetto a questo provvedimento. È chiaro che a questo punto, nonostante io non parteciperò al voto, il provvedimento sicuramente passerà, di questo ne sono convinto, perché si trova sempre poi alla fine chi vota, però alla fine la mia non partecipazione al voto è motivata dalla mia personale responsabilità nei confronti dei cittadini, in quanto non ritengo giusto che gli errori di chi ha istruito la pratica istruttoria vengono pagati dai cittadini, e le spese legali che sono richiamate in sentenza come spese compensate vengono pagate appunto dalla cittadinanza. Quindi, come sempre, le paga Pantalone
ok? Le paga pantalone, perché mai come in questo momento buttare soldi così che potevano essere risparmiati alla collettività è un danno a mio modo di vedere, e credo che sia difficile smentirmi. Concludo infine che per tutte queste argomentazioni e motivazioni, che penso siano state più che esaurienti, anche se succinte, perché non voglio tediarvi, potrei stare un'ora, ma poi il Presidente mi toglie la parola come è uso fare nei miei confronti. Nei confronti di tutti, Rodrigo, e non vada oltre, per cortesia. Vale per tutti. Siano state più che esaurienti, e anche per anticipare che in futuro analoghe situazioni del passato o rifinanziamento per opere in corso di realizzazioni, vedi il Palasport polifunzionale, chiamatelo come volete, di Pradipozzo, o per fosfati su tutte, anche a seguito di quanto successo nel Consiglio Comunale del 30 aprile scorso, dopo aver sentito le diverse dichiarazioni, comprese quelle del sindaco, affermo altresì di essermi comportato più che responsabilmente quando ho deciso di votare insieme ad altri colleghi che questa sera per motivi lavorativi e chi per motivi diversi non è presente a questo punto. Abbiamo votato anche altri debiti fuori bilancio molto più pesanti di questo, però per questo fatto è venuto fuori il pandemonio. È chiaro che anche su altri debiti fuori bilancio avremmo potuto tenere lo stesso atteggiamento, soprattutto in particolare per quello che riguarda l'appalto della mensa scolastica, e quindi con questo chiudo e anticipo che non parteciperò al voto al punto in discussione sul debito fuori bilancio relativo alla piscina. Grazie. Grazie consigliere Rodriguez. Prima di dare la parola al consigliere Barbisan, so che la segretaria e l'ingegnere Bonora volevano puntualizzare alcuni aspetti di questo. A meno che Leonardo non volesse comunque fare il suo intervento prima, o se vuole aspettare le risposte dei tecnici. Aspetto anche, Presidente, aspetto un attimino. Prego. Solo logicamente per la parte tecnica amministrativa. Quando parto dalla coda per la parte evidenziata, quello è stato un suggerimento che ho dato io all'ufficio atti, perché vi rendesse evidente la parte che era stata modificata rispetto al dispositivo, quindi non voleva essere un'evidenza, ma voleva essere solo l'evidenziazione delle modifiche riportate. L'altra cosa invece è invece sulla sentenza. Quando lei cita quella parte, è tutta la parte di argomentazione per la quale il TAR si dichiara non competente e motiva scusatemi la circuitazione, argomenta le motivazioni per le quali non è competente. Se così non fosse ci avrebbe condannato. In realtà ha, come invece argomentato nella parte seconda, quindi nella parte di competenza del TAR, data per corretta l'attività amministrativa dell'ente, però come ricordavo l'altra volta e come riportato anche in delibera, condannando comunque l'indennizzo per l'attività comunque svolta dalla ditta. Questa giusto come precisazione. Grazie ingegnere. Sul cortocircuito forse voleva puntualizzare la segretaria? Sì, sia sul cortocircuito, che naturalmente non è un termine giuridico, è evidente, ma è un termine che fa ben comprendere quello che sia accaduto. Mi dispiace inoltre che il consigliere Rodriguez si sia sentito offeso dall'evidenziazione che è stata dettata da un estremo pragmatismo da parte degli uffici, anche nel rispetto del tempo dei consiglieri comunali e per permettere loro di vedere subito le modifiche di una cosa che avevano già visto. Il debito fuori bilancio, io ribadisco, è un debito che deve essere ricondotto all'interno delle maglie del bilancio,
e consolo tutti dicendo che c'è comunque un parere delle autonomie che è di Roma, quindi la sezione autonomie c'è un'interpretazione sull'articolo 194 nel quale nel PQM finale, quindi in questo caso fa giurisprudenza, questo parere si deve tenerne conto, dice, enuncia il seguente principio di diritto, quindi non è prescindibile. Il pagamento di un debito fuori bilancio rinvenente da una sentenza esecutiva deve sempre essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Quindi riporta le competenze, riporta in termini giuridici quali sono le competenze del Consiglio, che deve riconoscere semplicemente un debito fuori bilancio per riportarlo semplicemente all'interno della programmazione economico-finanziaria dell'ente, né più né meno. Non si sta decidendo nel merito, responsabilità e tutto ciò che ne consegue verranno decise dalla Corte dei Conti al quale la delibera verrà trasmessa. Quindi l'atto è da riconoscere da parte del Consiglio come un atto sostanzialmente dovuto da parte del Consiglio per riportarlo all'interno del bilancio, che è di competenza appunto del Consiglio comunale, niente di più e niente di meno. Grazie segretario. Prego, consigliere Barbisan. Grazie Presidente. Allora, per prima cosa mi ha mandato un messaggio il consigliere, il nostro capogruppo Mario, che è impegnato con il suo lavoro per un ricovero e quindi probabilmente si collegherà più tardi. Sì, grazie per averlo detto, grazie. Sì, per la seconda cosa, come dichiarazione di voto, innanzitutto probabilmente c'è stata una nostra discrepanza sia in sede Lega con il signor Sindaco, con presenti tutti i consiglieri, anche gli assessori, e sia ieri sera in maggioranza. Praticamente il punto all'ordine del giorno, questa variazione di bilancio è stata discussa. Abbiamo rivisto il tutto, quindi come dichiarazione di voto appunto do il voto favorevole mio e del consigliere Dalla Bona presente. Grazie. Grazie consigliere Barbisan. Ci sono altri interventi? Sì. Renzi? Chi è? Non ho sentito un sì. Io, Vindigni. Ah, prego consigliere Vindigni, a lei. Sarò breve comunque. Concordo in parte su molte cose che diceva il consigliere Rodriguez. Solo che io faccio parte della minoranza, il consigliere Rodriguez fa parte di una maggioranza. È anche vero, devo riconoscere, che il consigliere Rodriguez non era presente nella passata consigliatura. Per cui le osservazioni che ha fatto mi sembrano pertinenti e sono delle osservazioni relativamente ai lavori fatti, relativamente alla necessità che c'è stata di revocare l'incarico alla ditta che aveva vinto l'appalto, in quanto sono intervenuti nel 2019, i problemi erano già emersi all'inizio del 2016. C'è stato una colpevole, tra virgolette, non intervento immediato da parte della precedente amministrazione, che ha portato poi, nel momento in cui, non avendo fatto gli interventi per capire bene come costruire il progetto, hanno dovuto revocare l'affidamento alla ditta Petra. Detto questo, quindi poi a questa delibera che dovrebbe sanare questo debito fuori bilancio, che dovrebbe essere coperto dal voto dei consiglieri della maggioranza, visto che erano presenti, questa attuale maggioranza, ha cambiato il sindaco, è la stessa che ha governato nei precedenti 5 anni. Ma il dato politico importante che emerge da questo è come all'interno di questa maggioranza ci sono segnali preoccupanti
non per quanto riguarda il punto di vista della minoranza, ma anche per quanto riguarda la nostra comunità, perché già, e questo è il secondo episodio, in cui si manifestano delle crepe, definiamole così, all'interno della maggioranza. Il gruppo senatore, se ricordate, già quando il sindaco ha presentato le sue linee programmatiche, non era presente in consiglio comunale. E questa volta, a parti rovesciate, per votare, quando si è trattato di votare questa variazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è uscita quella parte dei consiglieri che fa riferimento alla Lega. Secondo me questo significa che all'interno della maggioranza ci sono grossi problemi politici di tenuta politica, perché per un semplice debito fuori bilancio, con tutte le osservazioni che sono state fatte, e che è un atto dovuto, come ha ricordato giustamente il segretario comunale, la maggioranza, e penso che si riferisca proprio a questo, quando si parla di cortocircuito, la maggioranza non si riconosce in un voto favorevole per atti fatti dalla precedente amministrazione, vuol dire che questo è un problema prettamente politico, e se questo problema sorge su una delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio, mi immagino quali problemi possono sorgere quando andremo a parlare del finanziamento per completare il palazzetto dello sport, il Palasport di Pradipozzo, o di altri interventi che dovranno riguardare il futuro sviluppo della nostra città. E questa è una nota di preoccupazione, perché questo porta all'immobilismo, porta a fare consigli comunali a ripetizione, e i problemi che ci sono non vengono affrontati e risolti. Grazie. Grazie, consigliere Vindigni. Ci sono altri interventi? Consigliere Terenzi? Sì, io interverrò in modo sintetico per dichiarazione di voto. Penso che dall'intervento del collega Vindigni sia chiaro qual è il nostro orientamento. È l'orientamento analogo e speculare a quello che abbiamo mantenuto nella scorsa sessione del Consiglio Comunale sul medesimo oggetto. Noi riteniamo che di questo debito fuori bilancio e della sua regolarizzazione, del suo riconoscimento, o meglio del suo inserimento nell'ambito contabile, perché il debito c'è già ed è stato sancito da una sentenza, ecco, noi crediamo che debba essere questa delibera nella piena responsabilità della maggioranza. Io, a differenza del consigliere di Andrea Vindigni e del consigliere Rodriguez, ero presente nella scorsa consigliatura e ricordo i nostri interventi in ordine a questo tema, cioè al tema della manutenzione della piscina, interventi peraltro che sono iniziati all'esordio della consigliatura stessa, perché non dimentichiamoci che il tema della piscina era un tema già aperto, nel senso che c'era già la coscienza, la consapevolezza che si dovesse intervenire in modo sistematico, in modo pieno e in modo adeguato per restituire alla comunità un impianto efficiente. Inutile che mi soffermi sull'importanza di questo impianto, l'ha già fatto il collega Rodriguez, insomma, ed è un fatto autoevidente. Io ricordo anche che abbiamo dovuto esperire gli strumenti dell'interrogazione più volte, abbiamo dovuto anche
organizzare una conferenza stampa nel perimetro dell'impianto. Ecco, io devo dirvi, questo è stato un grosso rammarico per noi, e le nostre proposte e le nostre intenzioni sono state regolarmente banalizzate, sia dall'amministrazione che dal tecnico allora responsabile. Purtroppo con l'andare del tempo i problemi si sono acuiti e dobbiamo dire che sulla piscina c'è stato un atteggiamento e un processo ondivago, incerto e anche carente da un punto di vista tecnico. Lo ha scritto anche nella sentenza il TAR e quindi prendiamo atto di questa situazione. Ecco, per tutte queste ragioni il mio gruppo confermerà l'orientamento che ha già espresso nello scorso Consiglio, e cioè voterà contro il riconoscimento di questo debito. Grazie consigliere Terenzi. Se non ci sono altri interventi. Posso? Consigliere Bertoncello, a lei. Molto brevemente, l'esame e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, riconosco, è uno degli argomenti più tecnici e complessi che può affrontare il Consiglio Comunale, e per tale ragione è tra le fattispecie che maggiormente desta apprensione nei consiglieri. Difatti, le ipotesi normative dei debiti riconoscibili, molto diverse fra loro e sovente di difficile interpretazione, unicamente agli orientamenti spesso non univoci della Corte dei Conti, destano una giustificata preoccupazione in tutti i soggetti che intervengono nel procedimento del riconoscimento. Ricordo che i debiti fuori bilancio sono previsti dal decreto legge 77 del 25/2 del 95, precisamente l'articolo 37, è previsto, come scritto in delibera, dall'articolo 194 del TUEL, e poi, come ha detto il signor segretario, dalla delibera 27, sezione autonomie 2019, 21/11/2019. Lo ha già detto in sintesi la segretaria, lo spirito della deliberazione e cosa andiamo a deliberare. Quindi io non lo so, vorrei chiedere alla segretaria se questo penultimo capoverso, dove c'è scritto a supporto della decisione presa secondo le sezioni riunite della Corte dei Conti, rispetto a questa deliberazione ce ne sono ancora una ventina, dalla Basilicata, dalla Puglia. Ci sono stati sindaci che hanno chiesto di modificare il regolamento di contabilità per inserire dentro i debiti fuori bilancio anche in giunta. Allora, siccome la segretaria giustamente e in modo molto professionale ha detto che la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, ha letto a pagina 14, PQM, la sezione delle autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla sezione regionale del controllo per la Puglia con deliberazione e ha sottolineato che il pagamento, lo ha detto la segretaria, il debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve sempre essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente e della relativa deliberazione. La segretaria ha già fatto capire sostanzialmente che noi, vuol dire, la competenza del Consiglio non è tanto sulla, come posso dire, sulla causa, non è il problema, è obbligatorio portare in Consiglio, ma comunque in Consiglio viene anche per tutte le motivazioni legate al bilancio, all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, alle variazioni di bilancio e quant'altro. Chiedo alla segretaria se, anziché riportare nel dispositivo della delibera a giustificazione di questo, se non sia più opportuno, voglio dire, fa riferimento alla deliberazione 27 che dice interpretazione della normativa in tema dei debiti fuori bilancio con specifico riguardo alla regolamentazione contabile
di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui l'articolo 194,1 lettera A del TUEL. Io credo che al di là di andare a prendere, vuol dire, una sentenza, avendo io un po' di esperienza, avendo dovuto affrontare più di una volta questo, andare alla ricerca di una sentenza della Sicilia, quando successivamente a questa, in data 21/11/2019, diciamo, l'ha detto bene la segretaria, Corte dei Conti, sezione delle autonomie Roma, sarebbe meglio forse sostituire, e potrebbe considerarsi anche come un emendamento alla delibera, non so come chiamarlo, di fare riferimento alla deliberazione numero 27, sezione autonomie 2019, QMIG 21/11/2019. Grazie consigliere Bertoncello, do la parola al segretario. Sì, grazie consigliere Bertoncello e grazie del contributo, e mi ero anche già consultata con l'ingegner Bonora sulla base di questo. Ritengo che la sua osservazione sia estremamente pertinente, in considerazione del fatto che, appunto, quando ho voluto dire prima che le sezioni autonomie della Corte dei Conti sono è la sezione che si occupa con tutti i presidenti, con 3 presidenti, insomma, delle Corte dei Conti, delle problematiche relative alle Corte dei Conti a livello generale, quindi ha una funzione, non so come dire, gerarchicamente superiore rispetto proprio alle sezioni regionali. In virtù di questo, anche in accordo con il dirigente che ha predisposto e che ha dato la regolarità tecnica sulla deliberazione di riconoscimento fuori bilancio, propongo al Consiglio Comunale di sostituire il capoverso ultimo, quello indicato in verde, che a questo punto diventa comodo, l'ultimo capoverso che comincia con a supporto e finisce con il pagamento del relativo debito, è l'ultimo capoverso, e che fa riferimento alle sezioni riunite della Corte dei Conti per la regione siciliana. Io propongo di sostituirlo col principio di diritto di cui alla deliberazione numero 27 delle sezioni autonomie del 2019, che prevede dunque un principio di diritto che citerei definitivamente per questi motivi: il pagamento di un debito fuori bilancio, e rimetterei proprio questo principio di diritto che viene stabilito dalle sezioni riunite. Se per il Consiglio Comunale va bene, ritengo che giuridicamente sia una sostituzione possibile nell'accordo di tutti i consiglieri comunali, in considerazione del fatto che la sezione delle autonomie effettivamente, proprio io l'ho detto così, ma l'ha percepito subito il consigliere Bertoncello, si trova a Roma, e trovandosi a Roma chiaramente è superiore gerarchicamente alle sezioni regionali. Io quindi credo che questo apporto sia accoglibile se c'è l'accordo da parte di tutti i consiglieri comunali, se lo considerano un apporto migliorativo anche nell'istruttoria della delibera, per contribuire, insomma, a rendere la delibera la migliore possibile anche dal punto di vista formale. Ok, allora io chiedo casomai ai capigruppo se mi danno la conferma, capigruppo o Leonardo Barbisan in nome della Lega, nel senso che Mario Pizzolito non lo vediamo ancora ed è impegnato in un ricovero, e la consigliera Senatore, eventualmente il consigliere Terenzi e il consigliere Rodriguez, anche se non partecipa, non lo vedo. Sì. Sì, per quanto riguarda il mio gruppo, senz'altro la proposta è partita dal collega Bertoncello, è senz'altro migliorativa rispetto al dispositivo giuridico, diciamo così, perché in effetti nella gerarchia delle fonti dà una fonte superiore e comunque di contenuto incontrovertibile. Quindi io sono d'accordo. Consigliere Barbisan? Sì, va bene Presidente, siamo d'accordo. Ok. Parlo a nome del nostro capogruppo. Grazie. Consigliere Senatore? Sì, Presidente, siamo d'accordo anche noi. Ovviamente apprezzo anche il suggerimento del consigliere Bertoncello, che ha ricordato che ha avuto tante volte questa esperienza, quindi apprezziamo questi suggerimenti fonte di esperienze vissute. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento. Chiedo al segretario, per cortesia,
Florio Favero. Favorevole. Arreghini Silvia. Contraria. Barbisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Contrario. Bravo Bertilla. Favorevole. Dallabona Paolo. Favorevole. Drigo Irina. Contraria. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Pizzolito Mario è assente giustificato. Rec Maria Teresa è assente giustificata. Rodriguez Riccardo si allontana dall'aula e quindi è assente. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Di Val Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Contrario. Vindigni Andrea. Contrario. Zanuto Alessandra è assente giustificata. I partecipanti al Consiglio Comunale sono in tutto 17, in questo caso abbiamo 4 persone che sono, 4 consiglieri comunali che sono assenti, quindi i presenti e i votanti sono 13, i voti favorevoli sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i voti contrari sono 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, la delibera è approvata dal Consiglio. Grazie, chiedo anche l'immediata esecutività, teniamo il principio anche degli altri consigli, vi va bene? D'accordo? Teniamo il principio. Benissimo. Bene, teniamo il principio. Operazione delicata. Adesso passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, premio Gervino, città di Portogruaro, nomina componenti commissione di valutazione. Qui, come sapete, abbiamo il voto attraverso telefonino del segretario che è tenuto alla diciamo, alla segretezza. Ognuno di noi... Scusa Presidente. Presidente. Prego. No, non so, forse sbaglio. Siamo in 17, 3 sono assenti, 1 è fuori, sono 6 e 7. 4 assenti. Rodriguez ritorna adesso. Rodriguez non partecipa. Nella votazione precedente sono 6 a 7, non 6 a 8 se non ho fatto male i conti. Perché? No, perché manca la RET. Sì, manca la RET, manca sono 5 i vostri voti, sono 5. Ah, scusi, ha ragione. Rodriguez, non c'è Rodriguez. Sì. D'accordo? Ok. 8 a 5. 8 a 5. Allora, mi scusi. No, niente. Ritorniamo al premio Gervino. Qui abbiamo già fatto un paio di volte con il precedente segretario l'anno scorso queste votazioni, quindi ogni consigliere ha 2 nomi da inserire, il segretario poi pian piano legge i nostri messaggi, quindi per cortesia mandare un messaggio con il nome del consigliere vostro, quindi con il vostro nome, quindi lei vi identifica subito, e anche con i 2 nominativi che avete da indicare. Grazie. Sì, con calma, sì. Tranquilla.
Bertoncello non so rispondere a questo telefono. Gastone? Sì, prego. Ho buttato io? Penso di sì. No, perché ha telefonato. Adesso vediamo un attimo. Sì, adesso vede. Adesso Mi vede. sa dire, grazie. Sì, certo. Sì. Allora hanno votato tutti, manca solo Antonio Bertoncello che adesso la segretaria lo chiama e così se lo dicono a voce. Tanto il messaggio, lei ha la riservatezza.
Bene, allora adesso il segretario fa il sunto delle votazioni. Allora, le votazioni hanno questo risultato. Alba Elisabetta ha preso 8 preferenze, Fratto Francesco 8 preferenze, Pizzolitto Vittoria 5 preferenze e Paludetto Franca 5 preferenze. Quindi questi sono i 4 membri della commissione. Vengono nominati? Sì, vengono nominati in commissione Gervino, Alba Elisabetta, Fratto Francesco, Pizzolitto Vittoria, insomma, e Franca Paludetto. Paludetto o Pauletto? Io ho detto Paludetto, dopo... Paludetto, giusto? Paludetto, Sì, Franca Paludetto, Franca Paludetto, sì. Perfetto, benissimo. E questi, 2 astenuti. Ok, l'immediata esecutività quindi la riteniamo già eseguita. Il provvedimento è approvato. Passiamo ora al quarto punto, proposta di ordine del giorno per la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zacchi, visto in prima commissione il 21 aprile, proposta di ordine del giorno presentata con protocollo 14.536 del 25 marzo dal gruppo Civici e Democratici. Chiedo per cortesia, se vuol darne lettura, intanto grazie consigliere. Do lettura di questo ordine del giorno, poi mi riserverò alcuni elementi da comunicare al Consiglio, insomma, rispetto a questa. Prego. Grazie Presidente. Ordine del giorno per la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zacchi. Premesso che Patrick Zacchi è un ragazzo egiziano di 27 anni, attivista e studente. Nel settembre del 2019 si era trasferito in Italia per frequentare un master internazionale in studi di genere presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Lavorava inoltre come ricercatore per i diritti umani e di genere all'Egyptian Initiative for Personal Rights, un'organizzazione egiziana che dal 2002 si impegna per rafforzare e proteggere i diritti e le libertà fondamentali in Egitto. Lo scorso febbraio aveva deciso di approfittare di un breve periodo di vacanza e fare ritorno per qualche giorno in Egitto dalla sua famiglia e dai suoi amici. Il 7 febbraio, tuttavia, non appena atterrato all'aeroporto del Cairo, veniva arrestato in assenza di apparenti motivi, trattenuto per 24 ore senza che ne fosse data notizia ai familiari, interrogato ed infine incriminato. L'accusa è quella di istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione, per aver pubblicato notizie false con l'intento di disturbare la pace sociale, per aver incitato proteste contro l'autorità pubblica, per aver utilizzato i social network per minare l'ordine sociale e la sicurezza pubblica e per aver istigato alla violenza e al terrorismo. Eppure Patrick era soltanto uno studente ed un attivista che difendeva i diritti umani. Successivamente al suo arresto è stato trasferito a Mansura e poco dopo nel carcere di Tora, dove si trova tuttora in stato di custodia cautelare. Durante tale periodo, riferiscono i legali del giovane Elie Pierre, Patrick Zacchi è stato minacciato, picchiato, torturato e sottoposto ad elettroshock. È in questo modo che la macchina della repressione egiziana reprime il dissenso. Un recente rapporto di Amnesty International, intitolato Stato di eccezione permanente, riferisce di continue violazioni dei diritti umani da parte delle autorità egiziane nei confronti di attivisti, giornalisti, ma anche semplici cittadini, di arresti e detenzioni arbitrarie che durano mesi e talvolta anni senza che si giunga ad un processo di complicità delle autorità nella tortura, in omicidi e sparizioni forzate come accaduto a Giulio Regeni.
Dal 7 febbraio sono trascorsi oltre 3 mesi e Patrick Zaki si trova ancora privato della propria libertà personale per aver espresso le sue idee e le sue opinioni. Nel corso di queste settimane le udienze che dovevano decidere sulla continuazione del suo stato di detenzione hanno subito continui rinvii, legati soprattutto al fatto che in Egitto l'attività giudiziaria è ferma a causa del coronavirus e solo nell'udienza del 7 maggio, la quale si è svolta senza che fossero presenti gli imputati sui avvocati, è stato disposto un rinnovo della custodia cautelare in carcere. Proprio il coronavirus, inoltre, a causa dell'asma di cui è affetto Patrick Zaki, rischia di rappresentare un ulteriore pericolo se si considera che in carcere il rischio di contagio è più alto. La storia di Patrick Zaki parla a tutti noi anche della sconvolgente storia della tortura e dell'uccisione di Giulio Regeni, ferita tuttora aperta, e ci ricorda di come in Egitto il dissenso e la libertà d'espressione vengano repressi col sangue, la violenza e la cancellazione dei diritti. Considerato che Patrick Zaki ama il nostro paese, aveva deciso di vivere in Italia, di conoscere la nostra cultura, di studiare a Bologna e formarsi nelle nostre università. Pertanto concedergli la cittadinanza italiana, come da settimane chiedono numerosi intellettuali, giornalisti, accademici e parlamentari, potrebbe contribuire a fermare le torture, restituirgli la libertà e salvargli la vita. Alla luce di questa tremenda vicenda e nel tentativo di esercitare pressioni su chi oggi ha la responsabilità ed il compito di provare a salvare la vita di Patrick, sarebbe un atto doveroso, significativo e di forte impatto difendere i diritti politici, i diritti individuali, le libertà di pensiero e di espressione di Patrick Zaki e concedergli la cittadinanza ordinaria del comune di Portogruaro. Altre città, Bologna per prima, seguita da Milano, Napoli e altre, circa 70 in tutta Italia, hanno avviato il percorso per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Zaki, sul presupposto che ciò testimoni il riconoscimento dei valori di libertà, di studio, di libertà di pensiero, di libertà alla partecipazione pubblica propri del nostro Paese e delle istituzioni che lo rappresentano. Ritenuto che in alcun modo debba venir meno la volontà del governo italiano di difendere i diritti umani, valutando la possibile sospensione degli accordi di fornitura militare in assenza di risposte immediate e concrete da parte del governo egiziano anche rispetto alla ricerca della verità per l'omicidio di Giulio Regeni, il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, oltre a essere importante, attestato di vicinanza a un giovane ricercatore dell'Università di Bologna, impegnato in importanti iniziative a favore dei diritti umani, è anche un segnale di solidarietà e vicinanza nei confronti di tutti coloro che in molte nazioni, con governi dittatoriali e antidemocratici, vengono ingiustamente detenuti e condannati, in quanto anche solo semplicemente sospettati di far parte di associazioni e movimenti che si battono per i diritti civili e politici. Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta, quando la pandemia permetterà di affrontare il tema, ad attivare le procedure necessarie al fine di concedere la cittadinanza onoraria del Comune di Portogruaro a Patrick Zaki. Questo ordine del giorno è evidentemente sottoscritto dal gruppo Civici e Democratici, ma come abbiamo già avuto modo di esprimere immediatamente e di riconfermare anche in sede di commissione, è un contributo che noi vorremmo offrire all'intero Consiglio, perché crediamo che le nostre democrazie, le democrazie della nostra Unione Europea,
debbano difendere il fondamento del valore umano e debbano difendere soprattutto i diritti civili, oltre che i diritti umani prima ancora. Vedete, noi ci siamo chiesti che cosa può fare l'ente locale rispetto a questa situazione. E fortunatamente il Parlamento, o meglio il Senato, in data 14/4 ha approvato a stragrande maggioranza, con soli 3 astenuti, la cittadinanza onoraria italiana per Patrick Zaki. Questo è un fatto importante. L'istituzione massima del nostro paese si è mossa. Ebbene, anche il comune di Portogruaro, insieme a una 70ina di comuni che sono anche in aumento, possono esprimere una loro volontà, perché un giovane è stato privato della libertà, non solo, ma un giovane studente, cioè una persona che intende partecipare allo sviluppo, soprattutto futuro, alla crescita futura della propria comunità. Un giovane studente che ha deciso anche di frequentare un altro paese, condividendo cultura, condividendo esperienze, condividendo anche il lavoro di studio e di qualificazione in un campo, quello ad esempio dei diritti umani, che ha un lavoro immenso. È un lavoro immenso perché il tema dei diritti umani è un tema che deve essere sempre alimentato e che purtroppo viene denegato nei fatti in moltissime aree del nostro pianeta. Ecco, noi non possiamo permettere che un giovane studente che ha deciso di venire nel nostro paese e che quindi rappresenta un po' il futuro delle nostre comunità, debba essere privato della libertà e addirittura torturato perché in qualche misura ha deciso di partecipare allo sviluppo materiale, allo sviluppo spirituale delle comunità che frequenta. Ecco, per questo motivo noi ci appelliamo al Consiglio Comunale tutto, perché sarebbe un segnale importante l'approvazione di questo ordine del giorno teso al conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick di Portogruaro, a Patrick Zaki. Grazie consigliere Terenzi. Quindi adesso io apro anche il dibattito. Il consigliere Barbisan, prego. Grazie Presidente, sarò breve. Allora, noi abbiamo discusso, noi consiglieri della Lega, questo punto all'ordine del giorno e abbiamo deciso che la Lega ha libertà di voto, cioè ognuno decide il suo voto praticamente. Noi sappiamo che al Senato la Lega ha votato a favore, Fratelli d'Italia si erano astenuti, quindi il voto mio personale è favorevole e positivo, poi gli altri consiglieri della Lega, per quanto riguarda in questo caso Paolo Dalla Bona, non lo so, per quanto riguarda il nostro capogruppo non c'è, quindi dico che il nostro voto praticamente è a libertà di voto. Grazie. Grazie consigliere Barbisan. Presidente Mazzarin, posso intervenire? Sì. Maria Teresa, senatore. Prego. E dopo c'è anche il sindaco, prego. Allora, ci sono una serie di considerazioni che riteniamo importanti come gruppo, sottolineando comunque che su temi come questi è indispensabile rispettare la libertà di pensiero. Comunque il gruppo senatore ha condiviso la necessità che venga ribadito il rispetto della libertà personale, il rispetto della persona, il rispetto dei giovani che si spostano molte volte all'estero per trovare un loro motivo di vita, soprattutto in vista del rispetto dei diritti umani. Per tutta questa serie di motivi, ripeto però, ribadendo
l'importanza che ciascuno voti secondo la propria coscienza, il gruppo senatore si esprimerà favorevolmente. Grazie. Consigliere, prego, signor Sindaco. Capi d'accusa sono incitamento alle proteste illegali, diffusione di false notizie, come diceva prima il consigliere Terenzi, e quindi propaganda per il terrorismo. Tutti i capi d'accusa che servono per restringere la libertà della persona. Università e Parlamento hanno approvato all'unanimità praticamente la liberazione per la liberazione di questa persona, per la cittadinanza. Se si è contro la libertà di movimento e di pensiero, si è contro ai valori fondamentali di noi europei e soprattutto di noi italiani. Non so se può essere incisivo il voto favorevole, ma se serve illuminare un caso come questo, per illuminare infiniti casi che come questo ci sono nel mondo, allora ne vale la pena. La libertà, secondo me, non è trattabile, per cui il mio voto è favorevole. Grazie, saluto anche la consigliera Ret, che ho visto che è arrivata in collegamento, quindi ci ha raggiunto anche. Buonasera, grazie Presidente. Salve, buonasera. Ci sono altri interventi? Consigliera Areghini, prego. Sì, brevemente, noi l'abbiamo presentato, quindi chiaramente, come ha detto il capogruppo, è per noi una cosa importante. Penso che sia un atto importante anche quello a cui stiamo assistendo adesso, perché comunque pur nella libertà di coscienza credo che essere uniti come organo istituzionale su un tema come questo sia importante, anche perché qualche cittadino mi ha chiesto: ma perché parlate di diritti civili in questo momento di Covid? Mi verrebbe da dire: i diritti civili non hanno né tempo né spazio né luogo, anche perché di fatto votare in questo caso per una cosa che sembra simbolica a tutela e a preservo della libertà di Patrick Zaki significa però anche ricordare tutte le minoranze, tutti quei casi di fragilità, tutti quei casi in cui non esistono riconoscimenti della persona, della sua potenzialità, della sua voce. E questo non significa solo pensare alle uccisioni che sono molto lontane da noi, ma significa anche pensare a tutti quei diritti che non riconosciamo tutti i giorni. Prima il consigliere Rodriguez parlava di barriere architettoniche. Pensiamo alla disabilità, pensiamo alle donne, pensiamo ai giovani. Quindi quando si parla di diritti civili, sì, il caso particolare è ovviamente fondamentale e andiamo a sostenere un tema importantissimo e speriamo possa, come ci ha detto il portavoce di Amnesty International recentemente in un incontro pubblico, questa massa, questa quantità di comuni che sta aumentando, ci diceva anche lui, speriamo possa dare un senso anche alla vicenda di Zaki, che si risolva. Detto questo, però, ricordiamo che parlare di diritti civili non è mai un momento sprecato, e il fatto che siamo anche in linea di massima, mi sento di dire, in comunione di intenti, penso sia un dato importante. Grazie. Grazie a lei, consigliere Reghini. Allora, voi avete completato, diciamo, come anche i gruppi. Se mi concedete proprio 3 minuti, faccio un mio intervento. Sì, premetto che sicuramente non voterò contro. Preannuncio già che il mio voto sarà di astensione e cerco di motivarlo. L'Aula del Senato ha votato a favore della cittadinanza a Patrick Zaki. L'attribuzione della cittadinanza italiana a Zaki è una misura simbolica, però, priva di effetti pratici a tutela dell'interessato, ha precisato in Aula al Senato la sottosegretaria agli affari esteri Marina Sereni, intervenendo nel corso della discussione sulla cittadinanza italiana allo studente egiziano. Anche alla luce del diritto e dei principi internazionali, ha spiegato, l'Italia incontrerebbe infatti notevoli difficoltà a fornire protezione consolare al giovane, essendo egli anche cittadino egiziano,
poiché prevarrebbe la cittadinanza originaria, principio applicato peraltro dall'Egitto in maniera particolarmente stringente. La sottosegretaria ha messo addirittura in guardia dal rischio di effetti negativi sull'obiettivo che più ci sta a cuore, ottenere il rilascio di Patrick. In questo senso la concessione della cittadinanza potrebbe addirittura rivelarsi controproducente. Il governo, ha concluso, continuerà a seguire con molta attenzione questo caso e a mettere in piedi ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione sul piano bilaterale nell'ambito del coordinamento europeo e a livello multilaterale per raggiungere l'obiettivo a cui tutti lavoriamo, la liberazione di Patrick. Quindi io, anche in relazione, diciamo, alla presa di posizione fatta dalla Fratelli d'Italia in Senato e alla luce anche di questi che si allinea a questo tipo di ragionamento fatto dalla Meloni, io mi asterrò nella speranza che torni in Italia quanto prima questo ragazzo che obiettivamente abbiamo capito tutti non ha fatto sostanzialmente nulla. Ricordo anche, e quindi a fronte vedo e capisco che questo provvedimento sarà approvato, e, diciamo in cuor mio non mi dispiace per nulla. Ricordo anche il più giovane ambasciatore italiano è stato ammazzato forse non meno di due mesi fa. Una suora laica è stata ammazzata la settimana scorsa e un vescovo laico è stato gambizzato e gli hanno sparato, e quindi abbiamo una continua stillicidio di queste situazioni, di questi momenti. Quindi, ripeto, mi asterrò, però sono contento che il provvedimento passi. Grazie. Presidente. Prego, consigliere Rodriguez. Ritengo che sia giusto che il Consiglio Comunale di Portogruaro, che anche il Consiglio Comunale di Portogruaro, oltre alle altre 70 città suddivise su tutto il territorio nazionale, che hanno preso a cuore questo argomento rispetto alla cittadinanza onoraria allo studente egiziano Patrick Zaki, ingiustamente incarcerato, dileggiato e accusato praticamente del nulla, se non come pretesto per bloccare la sua libertà di azione, i suoi diritti umani e civili. Proprio per questo ritengo che, siccome quando si parla di diritti umani e di diritti civili, questi devono essere intesi in modo ortogonale del termine, noi abbiamo il dovere, seppur con libertà di pensiero e di espressione, come ho sentito, dobbiamo assolutamente esprimerci, perché la libertà è una di quelle poche cose che insieme alla salute non hanno prezzo. E quando un essere umano che si chiami Patrick Zaki o che si chiami Timbuktu, o chiamatelo come volete, viene privato delle proprie libertà personali e della possibilità di non esprimere liberamente le proprie idee, che rappresentano un forte valore umano per ciascuno di noi, proprio per questo ritengo che, come rappresentante della lista civica Forza Portogruaro, io annuncio il nostro voto favorevole, perché la libertà non si tocca, la libertà non è in discussione, tantomeno quella di pensiero e quella della parola. Nessuno può privare nessuno di queste libertà. Grazie. Grazie, consigliere Rodriguez. Bene, si sono espressi un po' tutti, mi pare, quindi se non ci sono altri interventi io pongo in votazione il provvedimento, chiedo al segretario. Prego. Florio Fava. Favorevole. Reghini Silvia. Favorevole. Abisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Bertoncello Antonio. Favorevole. Bravo Bertilla. Favorevole. Dalla Bona Paolo. Favorevole. Grigo Irina. Favorevole.
Mascarin Gastone. Astenuto. Morsanuto Angelo. Favorevole. Pizzolito Mario ancora assente, giusto? Ret Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Stival Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Favorevole. Digni Andrea. Favorevole. Zanuto Alessandra ancora No, assente. non la vedo. Ok. Bene. La proposta quindi è approvata. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, proposta di mozione sul centro polifunzionale Pradipozzo, presentata a protocollo 18.937 del 21 aprile dal gruppo Civici e Democratici. Se ne date lettura, grazie. Certo. Intervengo io. Prego, consigliere Vindigni. Allora, visto la determina, leggo tutta la proposta di mozione. Sì. Visto la determina numero 2043 del 20/11/2019, avente per oggetto determina contrarre procedura aperta ex articolo 60 decreto legislativo 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione del centro polifunzionale di Pradipozzo, salto tutte con le relative relazioni allegate relativa rettifica con determina numero 20.171 del 21/11/2019, visto le determinazioni 807 del 20 aprile 2020, numero 2381 del 23/12/2019, 436 del 20, con cui si è proceduto ad affidare i lotti appaltati, e visto il progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale 189 del 23/10/2020, giusto? E il parere favorevole del CONI numero 12 del 2019, protocollo 2019 del 14/3/2019, premesso che si stanno concludendo i lavori riferiti ai 5 lotti affidati. L'importo complessivo per la realizzazione di questi 5 lotti è di 1.775.000 euro. Allo stato attuale i lavori prevedono la realizzazione di una struttura in muratura con pannelli prefabbricati, completa di serramenti, con pavimentazione in calcestruzzo lisciato e un numero di parcheggi minimo in prossimità dell'accesso. La relazione progettuale con cui si sono affidati i lavori dei 5 lotti esplicita che la struttura sarà dedicata alla pratica del pattinaggio e dei principali sport indoor, pallavolo, pallacanestro, calcetto, tennis. L'amministrazione comunale nel 2017 ha risposta ad un'interrogazione allegato D alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 93, precisava che la struttura polifunzionale di importo complessivo di 700.000 euro era stata dimensionata per poter accogliere più discipline sportive e destinata ad assolvere alle esigenze sia sportive che ricreative della collettività, non solo riferita alla frazione, ma a tutto il territorio comunale. E inoltre si faceva presente che la struttura, così come indicata nel progetto di fattibilità, non ha le dimensioni per ospitare pubblico e quindi sarà riservata ad attività di allenamento, eventi sportivi dei settori giovanili con carattere non agonistico o attività ricreative in genere. E quindi nel blocco spogliatoi è stata comunque prevista la realizzazione di servizi da destinare al pubblico per le diverse necessità che ne conseguiranno. La struttura, anche dopo la modifica progettuale di ampliamento, continua a chiamarsi centro polifunzionale e non sportiva polifunzionale. Nella nota protocollo
del 18-12-2017 l'allora assessore ai lavori pubblici precisava, rispondendo all'interrogazione del 15-11-2017, l'opera non si chiama centro sportivo polifunzionale, ma struttura polifunzionale, rilevando che il suo utilizzo avrà uno spettro ampio e diversificato. Si tratta di una costruzione civile rispettosa delle norme in materia di sicurezza e salubrità per gli scopi dichiarati. E ancora che il progetto in argomento non prevede la presenza di pubblico. La struttura da 25 metri è stata dimensionata per poter ospitare anche le gare internazionali del pattinaggio, come da dichiarazioni della società sportiva di pattinaggio del 21 novembre 2017, rilasciate a Il Gazzettino. Ben venga un nuovo impianto, ma se devono spendere 700.000 euro, lo si faccia per qualcosa che serve davvero alla comunità. Non è possibile allenarsi in spazi più piccoli di quelli che poi sono utilizzati in gara. Il 20x40 non può essere utilizzato per gare di livello internazionale. Nell'articolo della Nuova Venezia del 19 agosto 2019, l'allora assessore allo sport ha dichiarato che ci saranno attorno alla struttura 120 posti alti. Con dichiarazione rilasciata nel Gazzettino del 17 novembre 2017, l'allora sindaco affermava: siamo intenzionati a mantenere anche l'impianto di via Resistenza, che potrà essere messo a disposizione di altre realtà sportive del territorio, per altre realtà territoriali, e con dichiarazioni al Gazzettino del 4 gennaio 2020, l'allora assessore allo sport affermava che stiamo redigendo la nuova convenzione per l'utilizzo del pallone presostatico di via della Resistenza, attualmente utilizzato dalle pattinatrici per gli allenamenti. Questa struttura non verrà eliminata, viene confermato dall'attuale sindaco con le dichiarazioni rilasciate a Il Gazzettino in data 16 aprile 2020. Considerato che la struttura va terminata comunque per renderla fruibile concretamente per la comunità di Praticozzo e dell'intero comune. La conclusione dei lavori succitati non prevede la realizzazione di tribune per 400 spettatori, di numero 120 parcheggi, di impianto di condizionamento e riscaldamento, come previsto dal progetto presentato e approvato dal CONI per il valore di 1.800.000 euro. La mancanza dei parcheggi delle tribune, entrambi pensiamo utili allo svolgimento di gare internazionali e o allenamenti come da dichiarazioni dell'Associazione del Pattinaggio, comporta che la struttura non possa ospitare pubblico allo stato attuale. Il parere favorevole del CONI è stato rilasciato su un progetto da 1,8 milioni per i seguenti interventi come indicati nel parere del CONI. Spazio di attività 50 per 25 metri, il materiale cementizio, altezza metri 9,75, attività previste, pattinaggio artistico, livello di omologazione previsto regionale, altre attività possibili, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, livello di omologazione previsto regionale, composa di pavimentazione sportiva idonea. Spogliatoi e servizi igienici atleti, istruttori e giudici, tribune per 400 spettatori, servizi igienici per il pubblico, locale primo soccorso atleti, ingressi biglietteria, locali tecnici, depositi, impianti tecnologici, sistemazioni generali. Il parere del CONI sul progetto presentato afferma che il carattere favorevole del presente parere è condizionato al rispetto integrale delle prescrizioni in esso riportate, alle quali occorrerà attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'opera. Nel bilancio di previsione 2021 approvato non risulta inserito però alcun ulteriore investimento che preveda il completamento del centro polifunzionale
e che, come è stato anticipato sulla stampa, il completamento prevede l'investimento di ulteriori 2 milioni di euro da distribuire in 3 annualità, il cui primo milione è previsto nell'annualità 21-22 per rendere la struttura concretamente fruibile. Nei bilanci di previsione precedenti a quello del 2021 non sono stati previsti 2 milioni per il completamento della struttura ora dichiarato, fatto che fa presupporre che erano per l'amministrazione sufficiente il 1.800.000 euro già previsti per la realizzazione della struttura così come descritta e approvata dal progetto presentato al CONI. La nuova struttura per riposo è stata realizzata perché la struttura di via Resistenza costava troppo per i costi di gestione che nessuna società era in grado di mantenere, ma dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa, citate in premessa, la struttura di via Resistenza resterà aperta. Tuttavia non risultano intraprese attività per la stipula di convenzioni per la gestione dell'impianto. Non è chiaro come l'amministrazione voglia completare l'opera e per quali attività. La struttura è definita centro polifunzionale e quindi può essere utilizzata per attività diverse da quelle sportive, anche se dal progetto polifunzionale e quindi anche se dal progetto presentato e approvato dal CONI non vi sono spazi che consentano un uso diverso da quello sportivo. La realizzazione di quest'opera comporta anche la possibilità di risolvere l'annoso problema dell'accesso della scuola primaria di via Steinbeck, ma non risultano avviate le pratiche di esproprio necessarie al nuovo accesso. Una struttura di tale dimensione necessita di una gestione da parte di un soggetto esterno all'amministrazione comunale che la prende in carico, ma ad oggi non risulta avviato nessun iter procedurale a riguardo. Stanti tale premessa, si evidenzia che permangono incertezze ed indeterminatezze sul piano realizzativo delle risorse che sono crescenti, delle destinazioni e delle aree per i servizi connessi. Si impegna l'amministrazione a convocare nei modi consentiti e non appena la situazione pandemica lo consentirà, la commissione competente con la partecipazione dei tecnici e di un rappresentante di ogni associazione sportiva interessata all'utilizzo della struttura, come da indicazione progettuale, le associazioni sportive, la comunità di Pradipozzo, al fine di dare una chiara e ampia informazione sul completamento dei lavori, sulle risorse finanziarie necessarie e sul futuro utilizzo della struttura. Firmato i consiglieri comunali del gruppo Civici e Democratici. Una brevissima considerazione personale. I lavori sono completati, perlomeno i 5 lotti sono arrivati al termine, ma il 1.800.000 euro sono andati via, ma di tutto ciò che doveva essere realizzato col 1,8 milioni dal parere favorevole espresso del CONI, risulta costruita solo la struttura che conterrà questo spazio di centro polifunzionale. Quindi o il progetto iniziale è stato sbagliato, perché se dovevano costruire le tribune, i servizi, gli ingressi, gli impianti tecnologici e anche, visto che è polifunzionale, la pavimentazione removibile, per non parlare dei 120 posti esterni, si capisce che c'è qualcosa che non ha funzionato sicuramente nella progettazione. E sicuramente non si può dare la colpa a chi l'ha progettato, o perlomeno se hanno sbagliato i progettisti, gli assessori di riferimento
l'amministrazione tutta, il Consiglio Comunale, si è ben reso conto della scelta che hanno fatto quando hanno previsto e del progetto che hanno approvato? Questa è una domanda. E non vorremmo che, visto che ancora all'interno della maggioranza non si colgono o non ci sono informazioni su come, con quali risorse si completerà quest'opera, che è diventata un'opera importante e che non può essere lasciata lì abbandonata per anni, la tempistica, come prenderanno i soldi e in quanto tempo questa struttura importante per Pratipozzo e per la nostra città verrà consegnata ai cittadini. Grazie. Grazie consigliere Vindigni. Altri interventi? Se ci sono interventi, per cortesia fatemi, segnalatemi, perché se ne andiamo in uno. Sì, Presidente, se posso. Prego. Grazie. Grazie. Allora, intanto mi preme sottolineare il significato della mozione che ha letto il consigliere Vindigni, è proprio quello di chiedere maggior chiarezza su tutto il progetto e coinvolgere la cittadinanza, perché purtroppo su questa opera tanto si è detto, tante sono le opinioni, tanti sono i pareri, eppure ancora non c'è chiarezza su che cosa si deve fare, come si deve farlo, quanto costa e quanto non costa. Ho avuto modo di dirlo anche in altre sedi pubbliche e personalmente vorrei che si smettesse di strumentalizzare le posizioni del centro-sinistra accusandolo di essere quello che non vuole fare strutture in frazione, perché questo non è il problema. In frazione si devono fare tutte le strutture che portano servizi alla frazione / al comune. Però come abbiamo esplicitato nella mozione, come anche poi fatto presente il consigliere Vindigni, non si può partire con 1,8 milioni previsto in bilancio, nei bilanci, e poi arrivare ad ora dicendo non è finito, ci vogliono altri 2 milioni di euro, perché non è che stiamo parlando di mancano 200.000 euro, stiamo parlando di il doppio della somma che abbiamo già stanziato. Quindi qui c'è una mancanza di previsione e c'è una mancanza di pianificazione finanziaria, quindi non si tratta di portare servizi e non voglio sentire più queste cose che sento spesso, ed è giunto anche il momento di smetterla di dirle. Vogliamo solo avere chiarezza, perché da 2017, dove siamo partiti con una struttura da 700.000 euro, ma su questo il mio capogruppo sicuramente e la consigliera Irina Drigo potranno far presente tutto quello che è stato detto nel passato. Siamo passati da 700.000 euro addirittura adesso a 4 milioni, perché ricordiamo che sono 4 milioni quelle dichiarazioni dette. Sottolineo il fatto che, come ho detto nel mio discorso di rendiconto, la prima persona che al di là di noi, al di fuori di noi, che ha posto la questione che l'opera è costosa ed è un cubo vuoto, testuali parole, è un consigliere della Lega che non è presente, quindi non voglio citare, ma l'avevo già citata l'altra volta quando era presente. Chiaramente è questa la questione: cosa diamo ai cittadini? Quali sono le attività sportive che si faranno? Ci saranno attività che non sono sportive? Se sì, dove, come? Cioè un'opera di questo genere che non si chiama sportiva e che è centro polifunzionale polivalente, se avrà una stanza civica, che ricordo a Pratipozzo o si va in oratorio o si usano le scuole elementari, cosa che non è sempre utile, soprattutto se pensiamo ai momenti di pandemia. Non mi pare il caso di andare a sfruttare le aule. Se c'è una stanza da utilizzare in una struttura polivalente come è stata chiamata, si può sapere, non si può sapere, dove, come, perché. La pavimentazione al momento in calcestruzzo lisciato, quindi ovviamente ospiterà
penso che sia abbastanza certo che ospiterà il pattinaggio, ma gli altri 5 sport che sono previsti con la pavimentazione flottante, come accade anche in altri palazzetti nel Trevigiano, che mi è capitato di vedere, è già prevista come si farà, quando si farà, verrà messa posticcia di volta in volta? Sono risposte che c'è bisogno di avere. Le risorse ovviamente da dove si prendono è una domanda interessante, soprattutto perché, come ho detto nel rendiconto, mi è parso di capire che ci sono delle posizioni diverse all'interno della maggioranza, quindi su questo saremmo interessati a capire che orientamento c'è. C'è una volontà di chiudere l'opera, perché va chiusa ovviamente per essere utilizzata, ma valutando anche quali sono gli effettivi costi e quindi magari riducendoli. Ma se facciamo questa cosa, chiedo perché non lo so, il progetto del CONI che il CONI ha approvato è un progetto che deve rispettare le prescrizioni che il CONI ha previsto o no? E se così non fosse, il CONI ci ritira il finanziamento, che vabbè è la garanzia del mutuo, ma per sintetizzare il finanziamento o no? Cioè queste domande sono domande che penso siano lecite sia per un consigliere ma soprattutto per un cittadino che giustamente può anche aver fatto delle considerazioni anche a livello di servizi e di economia rispetto a essere residente a Pradipozzo piuttosto che arrivare a Pradipozzo perché viene da fuori e fa attività sportiva. Poi ci sono ovviamente le questioni inerenti alla scuola. Sembrano sciocchezze, però sapete tutti che da anni e anni chiedono tutti il nuovo accesso a Pradipozzo. Sappiamo tutti che è sempre stato molto difficile per una questione di espropri con privati che non consentono questo. Il fatto di realizzare un'opera di tutti questi risorse a Pradipozzo accanto alla scuola penso facesse ben pensare di poter fare il nuovo accesso alla scuola, però di questo non si sa niente, anzi mi è parso di ricordare qualche mese fa, un annetto fa, fra un po', che si parlava di che ci sarà l'accesso sicuro, però io guardo il progetto e io dal progetto non lo vedo. Peraltro non so se c'è il progetto, c'è l'accesso da fare, c'è da fare comunque l'esproprio. L'esproprio è già iniziato, sono già iniziate a fare delle relazioni con chi bisogna interfacciarsi. Cioè, sono tutte domande che io sinceramente non le faccio prima di tutto le faccio da cittadina, poi le faccio da consigliere perché sono anche qui in veste rappresentativa e penso che sia importante fare queste riflessioni, anche perché diciamocela chiaramente, la precedente amministrazione su questa opera ha investito tempo, risorse, intenzioni e ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. E adesso il cavallo di battaglia mi ritrovo ad avere il cavallo di Troia che dentro ha un problema perché è tutto bello fuori ma dentro è vuoto e pieno di dubbi. Quindi come facciamo? L'invito è proprio, non so come si possa fare, se si potrà fare in presenza, che sarebbe la cosa migliore, ma sicuramente penserete a un modo, però è importante anche iniziare a parlarne con le persone, perché ribadisco, come ho detto all'inizio, quest'opera non è stata adeguatamente comunicata, presentata, eccetera eccetera. C'era un alone di tante informazioni ma non c'era chiarezza. È arrivato il momento di farla. Una precisazione: chiedo al Presidente di farmi una cortesia. Non so se è entrata il consigliere Zanutto. Io nel rendiconto avevo problemi di connessione e ho sentito a stralci l'intervento della consigliera Zanutto rispetto al mio intervento sulla presenza infrazione la rottura dei rapporti con i cittadini. È chiaro che non mi riferivo ancora all'attività dell'assessore Rambuschi e della consigliera Zanutto, perché è 6 mesi che c'è questa amministrazione, abbiamo avuto il Covid non so, ormai da un anno, quant'è, e sarebbe stato stupido da parte mia giudicare qualcosa che è ingiudicabile. Quindi volevo precisare questo.
ribadire, per cortesia, informateci, perché su quest'opera non si può stare silenti, soprattutto con tutte le risorse che ci sono investite e con l'attesa che c'è nella comunità. Grazie. Grazie consigliera. Salutiamo, è arrivata anche la consigliera Zanutto, entrata in consiglio. Sì, buonasera a tutti. Prego, a lei. Sì, grazie. Allora io intanto saluto, mi scuso del ritardo, ma purtroppo il lavoro è abbastanza con scadenze ravvicinate e quindi mi occupa più di una giornata. Allora, io ho avuto il piacere di ascoltare adesso un attimo la collega Reghini, che ringrazio per la precisazione che ha fatto e indubbiamente forse avrò capito male io, per l'amore io può anche essere, vista la stanchezza, però la ringrazio del suo intervento, del suo chiarimento e mi permetto innanzitutto di ringraziare anche la consigliera Ret che ha fatto richiesta per quanto riguarda la dispensa sul lavoro delle frazioni. Sarà mia premura inviarlo a tutti quanti in modo che possiate insieme dare una mano. Su questo sono sicura che sarà un lavoro di equipe e di questo sono molto contenta. Ritengo di intervenire un attimo per quanto riguarda il famoso palazzetto dello sport. Allora, è stato giustamente ribadito il fatto che la maggior parte della maggioranza presente ora lo era anche nella legislatura precedente. E c'era anche la Lega, c'ero io con il consigliere Leonardo Barbisano, che penso anche lui dopo avrà modo di ribattere. Volevo precisare che quando era partito per Pradipozzo, addirittura era stato un'idea dell'assessore quella volta, vice sindaco Chetti Fogliani, che come assessore alle scuole aveva ravvisato subito la necessità di fare una palestra per la scuola di Pradipozzo. E così era nata una palestra per dare proprio la possibilità ai bambini di avere anche loro un momento ricreativo, e non solo ai bambini ma alla comunità. Un progetto direi che come partito era ottimale. Da un progetto di palestra si è passati alla pista di pattinaggio e dalla pista di pattinaggio, che poi non era regolare, abbiamo dovuto fare, hanno dovuto i tecnici rimettere le misure esatte, che era 25x50 per poter fare le gare eccetera. Da quello si è passato a un modello di palasport e logicamente su spese e spese anche noi, e mi ricordo, che lo abbiamo sempre votato in 2 occasioni, abbiamo votato molto a denti stretti. In una, tengo a precisare, l'ultima, nella quale c'è stata, e l'ho già ribadito nel discorso della piscina, che il fatto di accettare il lavoro del Palazzetto dello Sport, l'opera del Palazzetto dello Sport era stata messa in una delibera insieme con la piscina comunale. E noi, se andrete a riscoltare il Consiglio Comunale, l'ho proprio detto io, ho ribadito che noi appoggiamo, votiamo quella delibera, con però, preciso, solamente perché c'era la piscina, in quanto già avevamo ravvisato che la spesa per questo Palazzetto dello Sport era diventata esosa e sicuramente agli altri modelli di Palazzetto dello Sport la spesa che era progettata non sarebbe stata indubbiamente sufficiente per completare l'opera. E in quell'occasione ho detto: guarda, lo votiamo esclusivamente perché non avete voluto staccare la delibera della piscina, perché noi avevamo sempre detto che per la piscina eravamo favorevoli su tutto, essendo un'attività che c'era già in essere ed era necessaria per quanto riguarda la comunità di Portogruaro. E su questo sono d'accordo, perché anche noi il Palazzetto dello Sport non è più andato giù, proprio perché ci eravamo accorti che questa spesa, che questo involucro, perché se voi andate a vedere a Pradipozzo è un involucro, un cubo in mezzo alle case, non dà l'idea di un'area accogliente per gare, perché rendiamoci conto che una palestra ben venga e per le scuole, per la cittadinanza va bene, ma per quanto riguarda la squadra mondiale, ricordiamo mondiale, che abbiamo a Portogruaro, non possiamo permettere che una squadra
faccia venire in occasione di gare importanti gente dall'estero in una frazione, con tutto rispetto per Pradipozzo, ok? Perché potrebbe essere stato sul Maga, potrebbe essere stato qualsiasi altro posto, in cui non c'è ancora possibilità di alloggio, che è importante anche quello, oltre vabbè, a qualcosa che abbiamo, a Portogruaro arrivano autostrada, la stazione dei treni, abbiamo la tangenziale e mi si va a costruire un palazzetto dello sport per campionati mondiali a Pradipozzo. Ripeto, non per chi sia Pradipozzo, ribadisco, ma perché non ha un sito adeguato a quello sviluppo. Finché era palestra va bene, dopodiché lo abbiamo contestato. E il fatto che dopo questa spesa sia diventata enorme, ancora di più, abbiamo ribadito già nella amministrazione precedente che non eravamo d'accordo. Ora purtroppo, o per fortuna, con quello che abbiamo bisogna chiuderla quest'opera. Verrà chiusa anche con l'ingresso, per l'amor di Dio. Sicuramente sarà possibile fare tutto quello che è nelle nostre mani per renderla agibile. Ma il fatto di contestare quest'opera lo ritengo giusto da parte dell'opposizione, ma ribadisco anche il fatto che a vedere da voi dire un'opera incompleta, ribadisco il concetto è anche esatto, ma non mi laverei tanto la bocca, perché l'ho già detto una volta, se qualcuno avesse nei 10 minuti disponibili l'occasione di andare a vedere quello che è stato costruito a San Nicolò, un campo sportivo, ecco, a me fa piacere e vi girerò con molta sollecitudine quello che io ho fotografato all'interno del palazzetto di San Nicolò, del campo sportivo, perché vi renderete conto di cosa vuol dire fare un'opera in velocità e senza le autorizzazioni necessarie. Mentre quell'opera è stata inaugurata, ripeto, inaugurata e quindi resa agibile da una parte, noi abbiamo un palazzetto dello sport o comunque palestra sia che dobbiamo ancora concludere. Quindi ribadisco, questa mozione la ritengo veritiera da una parte, ma dall'altra direi che prima fosse meglio voltarsi alle spalle. Se alcune amministrazioni hanno sbagliato, è giusto andare nella direzione di correzione, di non ribattere dove chi ha costruito prima forse ha fatto cose anche peggiori. Comunque ribadisco, molto, molto cortese la consigliera Retta chiedermi questo, sarà mia premura girare quanto prima possibile a tutti quanti il lavoro fatto da me e dall'assessore Rambuschi, che ringrazio per la collaborazione. Grazie Presidente, ho finito. Grazie consigliera Zanutto, grazie. Posso Presidente? Prego consigliere Barbisani, a lei. Grazie Presidente. Parole sante quelle della consigliera Zanutto, parole molto 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 importanti. Allora come ha detto lei c'era il vice sindaco Catifogliani, il quale sentiva l'obbligo di avere una piccola palestra per le scuole a Pradipozzo e poi da una piccola palestra è nato un palazzetto. Noi l'abbiamo votato, io ero presidente di commissione, l'abbiamo sempre votato, però l'abbiamo votato sempre con quel dente avvelenato, non tanto per il palazzetto, perché in sé per sé il palazzetto va fatto, ma quanto per appunto, come diceva la consigliera Zanutto, per la locazione. Cioè è inutile che mi arrivi una squadra dalla Nuova Zelanda, campioni mondiali di pattinaggio, e li porto a Pradipozzo. Naturalmente nulla a che vedere con Pradipozzo, perché ritengo che Pradipozzo sia una realtà importante, però è uscita dall'autostrada, quindi vedevamo la locazione migliore come San Nicolò. Noi l'abbiamo votata, l'abbiamo sempre votata, l'abbiamo portata più volte in Consiglio Comunale, abbiamo sempre votato tutto, però, ripeto, sempre a denti stretti. Non ultima la doppia delibera, che praticamente su una delibera importante, che mi ricordo c'era i denari del CONI e c'era
all'interno la piscina comunale. Noi eravamo costretti, siamo stati costretti, allora io e l'Alessandra Zanuto eravamo come siamo adesso in Consiglio Comunale, quindi l'abbiamo votata, portata avanti e ci siamo trovati. Adesso siamo che con 1,8 milioni praticamente siamo arrivati a un buon, come si dice, a un buon grezzo finito, però ne servono altrettanti per completarlo. Adesso naturalmente io ribadisco, il palazzetto va fatto, ormai è stato cominciato, quindi ci siamo preso l'obbligo con la passata amministrazione di portarlo avanti, quindi di completarlo. Bisogna trovare le risorse e di conseguenza trovare anche la giusta locazione poi per far sì che divenga appunto un centro polifunzionale, cioè non solo per il pattinaggio ma per altre discipline. Tutto qua. Ecco, ribadisco, grazie alla consigliera Zanuto che ha fatto un po' di cronostoria e grazie anche alla consigliera Reghini che ha chiesto delle delucidazioni. Lasciamo perdere le frazioni perché per le frazioni loro hanno lasciato il disastro totale, quindi grazie alla scorsa amministrazione che siamo riusciti nelle frazioni a portare a casa, a completare, io parlo nella frazione mia di Lugugnana, quindi marciapiedi fermi da 30 anni e tanto di più dell'illuminazione e quant'altro, per non parlare dello Space, una grandissima storia. E quindi così, grazie all'Alessandra Zanuto che ha fatto un po' di cronostoria del Palazzetto dello Sport. Grazie Presidente. Grazie consigliere Barbisan. Consigliera Drigo, prego. Grazie Presidente. Allora, visto che si parla di cronistoria, io vorrei partire da qui, perché la consigliera Zanuto ha appena dichiarato che la precedente amministrazione, cioè la precedente amministrazione all'amministrazione Senatore, ha realizzato l'impianto di San Nicolò senza alcune autorizzazioni. Allora, visto che si prende la libertà di dichiarare cose di questo tipo, io voglio che la consigliera Zanuto specifichi adesso, qui, quali sono le autorizzazioni che mancavano per la realizzazione dell'impianto di San Nicolò. Rispetto alla storia di quell'impianto, che può essere in qualche modo messa in relazione alla vicenda invece che pone all'attenzione la nostra mozione, insomma il documento che abbiamo presentato questa sera come Civici e Democratici, io non mi stancherò mai di dire che la storia della realizzazione dell'impianto di San Nicolò è stata una storia travagliata, senza dubbio, che ha visto diversi stop per cause di forza maggiore, che adesso insomma, non mi pare giusto stare a dilungarmi su questa cosa qui. E quando alla fine del mandato in cui io ho avuto l'onore di ricoprire il ruolo di assessore allo sport, c'è stata la possibilità di dare alle associazioni sportive che in quel periodo con me lavoravano a stretto contatto e che da molto tempo chiedevano la possibilità di utilizzare quell'impianto per poter avere un ulteriore spazio per sviluppare in particolar modo ancora di più l'attività del calcio giovanile, questo è stato fatto, consapevoli, ribadisco, consapevoli del fatto che quell'impianto doveva essere ultimato con ulteriori opere. Eravamo consapevoli noi in qualità di amministrazioni e lo erano anche le associazioni sportive che in quel periodo si sono presi la responsabilità di andare a fare le proprie attività in quell'impianto sportivo, ok? Poi, se per 5 anni l'amministrazione Senatore ha deciso di non intervenire su quell'impianto per ultimare le opere e per tenere manutentata la struttura, quella è responsabilità di quell'amministrazione.
Come gruppo consigliare invece centrosinistra più avanti insieme abbiamo sempre sottolineato l'importanza della continuità amministrativa, mentre ciò che ha caratterizzato l'amministrazione senatore è stato di cancellare, se non stoppare, tutte quelle cose che erano rimaste in sospeso dalla precedente amministrazione e che per partito preso non sono state ultimate. Questa è la realtà dei fatti. Allora io sono assolutamente molto contenta che la consigliera Zanutto abbia fatto il giro delle frazioni e abbia incontrato i cittadini e si sia presa nota delle cose da fare. Con grande piacere darò il mio contributo ad integrare il documento che è stato steso da lei e dall'assessore Rambuschi, però ribadisco, quando si dichiarano certe cose, lo ha detto prima in un'altra occasione in Consiglio Comunale, le parole hanno un peso e ribadisco, lei mi deve specificare quali sono le autorizzazioni che mancavano per poter realizzare quell'impianto. Grazie. Grazie, consigliere Adrigo. Consigliere Zanutto, secondo intervento, 5 minuti, prego. No, grazie Presidente. Solo per ribadire che mancava solo una cosa al palazzetto, al campo sportivo San Nicolò, l'agibilità. L'agibilità e mancavano le porte. E anche la strada di accesso, se per quello. La strada, ecco, lei, consigliere Mascarini, in questo momento lei è consigliere, le ripeto, lei è molto più informato di me, quindi credo che mancava mancava l'agibilità, quindi non è che mancasse poco, non c'erano arredi, non c'era niente, non c'erano panchine, non c'erano attaccapanni, non c'era niente. Quindi prima è vero che io faccio delle affermazioni, ma le faccio perché sono cosciente di quelle che dico. Grazie. Grazie, consigliere Zanutto. L'assessore Geronazzo vuole dire qualcosa? Ho visto che... No, eventualmente intervengo dopo. Voglio solo ribadire un fatto, che questa volta, oggi ho sentito che abbiamo intrapreso un iter, ma quell'iter è stato intrapreso anche spinti dalle diverse interrogazioni che arrivavano sia dall'opposizione sia dalla maggioranza. Quindi non è che la giunta si è inventato o qualcuno si è inventato di diventare più grande questo palazzetto di 700.000. È stata l'esigenza e le conseguenze delle interrogazioni. Voglio ricordare che dopo, nel momento in cui è stato approvato il tutto, il vice sindaco era Luigi Tofolo. Tutto qui. Grazie. Grazie, consigliere assessore Geronazzo. Altri interventi? Io, Presidente. Prego, consigliere Terenzi, a lei. Le colleghe del gruppo hanno già detto molte cose sull'argomento, però io alcune questioni vorrei sottoporle all'attenzione del Consiglio, perché ho vissuto fin dall'inizio tutto questo iter in qualità di capogruppo del gruppo consigliare centrosinistra più avanti insieme. E io ricordo bene che la nostra posizione è sempre stata chiara e netta su quest'opera. Innanzitutto contestiamo immediatamente un fatto, e cioè che l'intenzione che l'amministrazione poneva in essere circa la realizzazione di Pradipozzo aveva già, come dire, dei connotati di scarsa chiarezza. E infatti non si è mai capito bene quale fosse la destinazione d'uso principale e soprattutto quali fossero le dimensioni. Inizialmente si parlava di palestra, lo hanno detto i colleghi della Lega, poi invece si è parlato di centro polifunzionale o multifunzionale, poi addirittura di palazzetto. Io ricordo che
ci siamo spesi nel corso del Consiglio Comunale per cercare di fare chiarezza da questo punto di vista, e lo abbiamo detto subito. Così non va, così non può andare, perché manca, fra le altre cose, una chiarezza di fondo. Se si voleva costruire un palazzetto dello sport, non era quella la sede. Infatti l'abbiamo detto subito. Portogruaro aveva bisogno e ha bisogno di un palazzetto dello sport, l'abbiamo detto. Ma ricordo anche che si doveva fare un ragionamento complessivo circa la dimensione, cercando anche di ragionare sui fabbisogni e anche sulle destinazioni. Quante volte abbiamo anche parlato anche di un ambiente che potesse accogliere anche manifestazioni giovanili di una certa entità. Ma allora se la costruzione doveva avere certi requisiti dimensionali e di destinazione d'uso, era evidente che doveva essere collocato, come abbiamo sempre detto, o nell'area di San Nicolò o nell'area contigua all'area attuale della piscina, dove lì era stato urbanisticamente definito il polo sportivo. E perché, fra le altre cose, in particolare San Nicolò, era servito da un punto di vista anche della logistica, da una rete di comunicazione e di trasporti viari adeguata. Altro ragionamento se invece la costruzione doveva essere una palestra legata e commisurata ai fabbisogni della frazione. Questo giochetto, assessore, di continuare a dire ma noi abbiamo fatto così perché ce l'avete chiesto voi. No, non funziona. Non funziona, assessore. Qui parlano chiaramente gli atti consigliari, le dichiarazioni consigliari, i comunicati stampa, le prese di posizione. La smetta di dire che voi siete stati costretti addirittura dall'opposizione di fare quello che avete fatto fino adesso. No, respingo nel modo più assoluto. Anzi, avevamo anche contestato un altro fatto, del perché, avendo a disposizione delle aree già di proprietà del comune, si fosse andati a decidere di comprare l'area dove attualmente, o grande parte dell'area dove attualmente è costruita la struttura. Quindi questo giochetto, la prego, assessore, di non produrlo più. Rispetto poi alle osservazioni che hanno fatto i colleghi della Lega, a me per certi versi fa anche piacere sentire dalle forze allora di maggioranza e anche oggi di maggioranza che su molti aspetti avevamo ragione, però, gentili colleghi, nessuno, e qui do ragione al collega Geronazzo, nessuno può esentarvi dalla responsabilità politica ed amministrativa su quanto è stato realizzato, perché l'avete detto anche voi, l'ha detto anche bene il collega Barbisan e lo apprezzo per la sua sincerità, seppur a denti stretti avete detto noi questa cosa l'abbiamo sempre alimentata e l'abbiamo sempre votata. Bene. Ora, è più che evidente che questa costruzione, che questa realizzazione dovrà essere portata a compimento. Bene ha fatto Irina in qualche modo ad esprimere quello che era stato sempre un caposaldo della nostra politica e delle nostre convinzioni. La continuità amministrativa è doverosa nelle amministrazioni. È doverosa nelle amministrazioni. Così come ancora ragiona l'Irina nel dire che proprio per il principio della continuità amministrativa il polo di San Nicolò doveva essere portato a compimento. Collega Zanutto, avete avuto 5 anni a disposizione. Potevate investire risorse da questo punto di vista e concludere quell'opera se davvero era così carente come dite che sia. Ecco, quindi ora anche questo giochetto di riportare la responsabilità a 2 consigliature fa
ecco, non tiene più perché avete governato per 5 anni, avete amministrato per 5 anni, avete votato provvedimenti per 5 anni anche da questo punto di vista. Quindi il tema mi pare sia lineare da questo punto di vista. E questo lo dico anche per i cittadini, perché sia chiaro come sono andate le cose su questa vicenda. Allora, c'è stata confusione progettuale, siamo partiti dalla palestra, siamo arrivati al palazzetto. Ecco. Marcatamente è evidente che c'è una inadeguatezza di risorse rispetto ad un progetto più ampio. D'altra parte, ricordo gli interventi del collega del Movimento 5 Stelle e i nostri interventi. Già allora avevamo messo in guardia l'amministrazione. Attenzione, che il 1,8 milioni non bastano, perché poi, fra le altre cose, c'erano le realizzazioni dovute e prescritte dalla progettualità del CONI. Dovute e prescritte. Ricordo gli interventi per le barriere architettoniche, ricordo i pannelli fotovoltaici, ricordo gli ascensori, ricordo i parcheggi, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso non ho sotto il progetto e quindi la finisco qua. Però anche su questo avevamo in consiglio e in commissione eccepito, e anche qua mi dispiace dirlo, molto spesso siamo stati oggetto di banalizzazione sui contenuti e anche, devo dire con dispiacere, di ironico dileggio da parte di qualcuno. Mancano le infrastrutture e i servizi accessori che sono necessari per una struttura del genere. E poi c'è un problema di viabilità. Ecco. Allora, se io metto insieme tutte queste cose, prima i colleghi parlavano di cubo, cioè dei 5 lotti, ma nei fatti è un cubo, e ora che si fa, punto di domanda. Ecco, io mi auguro che davvero ci sia una presa di coscienza, come dire, specifica e diretta, atta ad arrivare alla realizzazione di quest'opera, perché se così non fosse e se dovessi tirare le conseguenze da quanto ho sentito oggi, dalle dichiarazioni del gruppo della Lega, della collega Zanutto, del collega Barbisan, io dico che c'è da alimentare una discreta preoccupazione da questo punto di vista. Allora la nostra mozione ha questo significato. Dobbiamo far emergere questo tema, dobbiamo farlo emergere nella comunità, non solo nella comunità di Pradipozzo, della comunità di Pradipozzo, perché questi nodi di cui abbiamo parlato da una consigliatura intera ora sono venuti al pettine e c'è bisogno di un'adeguata programmazione in termini di ulteriori realizzazioni e in termini di risorse. Altro che dire non investiamo più risorse su questo impianto. Così questo impianto non può essere, così questo impianto non può funzionare, così questo impianto non può essere messo a disposizione della comunità. Grazie consigliere Terenzi. Altre richieste? Consigliera Ret, lei. Grazie. Allora, intanto anch'io ringrazio la consigliera Zanutto e l'assessore Rambuschi per la loro disponibilità e il lavoro che hanno fatto e anche la loro gentilezza. E ringrazio la consigliera Zanutto anche per aver ripercorso la storia di questa struttura che io, non essendo in consiglio la scorsa consigliatura, non ho seguito in modo diretto come i miei colleghi. Anch'io ho qualche domanda utile veramente a capire. E la prima domanda riguarda il futuro però e non il passato. Allora, alcuni l'hanno definita anche questa sera una palestra, altri un palazzetto dello sport, altri un centro polifunzionale. È chiaro che non sono la stessa cosa. E la domanda che mi pongo, anche diciamo quando finalmente quest'opera troverà il suo completamento, quale sarà e quale insomma l'amministrazione deciderà essere,
come sarà considerata all'atto dell'affidamento? Cioè come un impianto normale che si dà con manifestazione di interesse o sarà inteso come impianto a valenza economica? Perché io credo che in futuro anche il tema della gestione sarà un tema che si porrà all'attenzione dell'ente. La seconda domanda è una domanda che riguarda il coinvolgimento, come giustamente ha già sottolineato anche la mia collega Reghini, nel senso che questa è un'opera che costa praticamente come un teatro, forse di più, e che quindi ha un impatto enorme sulle casse della città, sulla città stessa e soprattutto nel mondo sportivo, immagino, no? Quindi che poi ne dovrà godere, usufruire, dovrà usarlo. E allora mi domando, ma le associazioni sportive sono state coinvolte? Cosa pensa il mondo dello sport di quest'opera? Perché credo che un progetto che alla fine mi pare di capire verrà a costare oltre 4 milioni di euro debba appartenere a tutto lo sport. Io ho sentito parlare questa sera di pattinaggio, ma insomma credo debba appartenere a tutto lo sport, no? Come il teatro, abbiamo detto, deve appartenere a tutta la città. E quindi mi chiedo, sono state coinvolte anche attraverso per esempio la consulta dello sport, che come previsto da regolamento ovviamente ha una funzione, una possibilità consultiva, ma alla quale per esempio deve essere illustrato un bilancio previsionale. Quindi mi chiedevo cosa ne pensa il mondo dello sport tutto, non solo il mondo della frazione. E poi mi domandavo, ma un passaggio così notevole di importo, no? Da un importo iniziale a un importo ipotizzato finale attraverso varie tappe che sono state ben richiamate questa sera. Di cosa è frutto? Cos'è che non si è previsto? Chi è che non ha previsto cosa? Perché è chiaro che la maggioranza di allora, come quella di oggi, insomma, ha dei problemi, ha delle discussioni in essere internamente. Però rispetto a un aumento di spesa così importante, io ricordo anche recentemente, insomma, che esponenti della Lega hanno detto all'epoca noi avevamo assicurato di vigilare. Beh, non è che i costi lievitano così da un momento all'altro. La maggioranza intera si deve prendere una responsabilità. Ricordo che il vice sindaco allora era l'attuale segretario della Lega, quindi credo che siano state scelte condivise, che la responsabilità sia di tutti. E mi domando se quest'opera, disgraziatamente, nessuno di noi se lo augura, rimarrà, come qualcuno ha detto, un cubo vuoto, qualcuno avrà la responsabilità di aver investito un enorme patrimonio in quest'opera e dovrà forse risponderne, e tutta la maggioranza della scorsa consigliatura dovrà risponderne, perché non si vota a denti stretti, secondo me, si vota se si è convinti di quello che si vota e che si sta facendo, e sicuramente si discute all'interno di una maggioranza. E poi è ovvio, ormai è tardi, però è sicuramente credo che i pareri di chi dice che un investimento del genere sarebbe stato utile in un altro luogo o che un investimento del genere avesse potuto creare un polo sportivo stanno aumentando, nel senso che, come capita in tutti i paesi che hanno una cultura sportiva, anche i paesi molto più piccoli vicino a noi, in Friuli Venezia Giulia, tutti gli impianti sono collegati nella stessa area, e quindi questo significa enormi economie di gestione anche in vista futuro, quindi economia di gestione, di verde, di parcheggi. E quindi io credo che con 4 milioni di euro non ci si debba chiedere perché e se l'immobile doveva o no andare in quel luogo, ma chi amministra la città deve solo pensare dove è più utile collocare quest'opera, dove è più gestibile, dove è più raggiungibile. E tutto qui. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Altri interventi? Signor Sindaco, prego.
Sì, la mozione faceva una bellissima approfondita premessa, ovviamente dopo chiedeva soltanto una commissione speciale a cui dopo risponderemo. Vorrei togliere dalle incertezze, perché è giusto che l'amministrazione nuova, che crede fermamente nella continuità amministrativa, non esiste che un'amministrazione tagli quello che hanno fatto quelli di prima, che siano di tutti i colori o anche amici o anche fatti e opere di cui non si condividono i presupposti. Quindi togliamo da ogni incertezza tutti, l'opera si farà, nei prossimi giorni verrà messa, come vedrete, nel triennale e quindi avrà uno svolgimento come deve essere. Quindi non entro nel merito delle scelte fatte dalla passata amministrazione, però è nostro dovere adesso dire che ci siamo nel pezzo, sappiamo che abbiamo bisogno di quest'opera. Io sono un frequentatore anche di sport dilettantistici, domani sera andremo a vedere i play-off di pallavolo di Portogruaro che forse andranno in Serie A e quindi può essere benissimo che la Serie A di pallavolo maschile vada a giocare a Pradipozzo. Ci sono altre realtà di altri comuni che hanno fatto palestre in una frazione o in posti poco indicati e alla fine funzionano benissimo perché l'amministrazione le fa funzionare benissimo. Quindi togliamoci da ogni dubbio che il nostro obiettivo è questo, perché lo deve dare un'amministrazione seria e coerente. Poi se vogliamo chiedere anche il coinvolgimento dei residenti di Pradipozzo, io li ho sentiti più volte, penso che non ci sia un residente di Pradipozzo che dica che non è contento o favorevole al palazzetto dello sport. Sicuramente, forse, come sempre accade, il residente di Giussago dirà che non è contento, ma questo fa parte del gioco. E quindi rispondiamo alla mozione, se va bene una commissione speciale o se va bene una commissione ordinaria, e poi sicuramente vedrete che nel giro di pochi mesi andremo e vedremo la luce anche di quest'opera. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Se non ci sono altri interventi, io... Presidente, scusami, per le dichiarazioni di voto. Prego, prego. L'intervento del signor Sindaco mi sembra assolutamente logico e lineare, in linea con le scelte di una buona amministrazione. Qualsiasi amministrazione, ritengo, abbia sempre fatto del proprio meglio e comunque in ogni caso abbia cercato di mettere in campo opere, interventi e attività in linea col proprio indirizzo politico. In particolare nella scorsa amministrazione sono state avviate numerosissime opere che troveranno compimento, come ha detto giustamente il signor Sindaco, in questa amministrazione. Io però entrerei nel merito dell'obiettivo della mozione. La mozione ha come scopo quello di convocare una commissione allargata alla fruizione dei cittadini di Portogruaro. Il nostro gruppo è dell'intenzione di respingere la mozione in quanto ci sono degli strumenti che non sono quelli della mozione per convocare le commissioni consigliari. Ci sono delle modalità per informare la popolazione, il signor Sindaco l'ha appena detto quali sono le modalità e io sono certa che verranno messe in atto proprio per informare la popolazione. Proprio perché la mozione risulta superflua rispetto agli strumenti che già ci sono per convocare le commissioni consigliari, il nostro gruppo dichiara voto contrario all'accettazione della mozione. Grazie, consigliera senatore. Per dichiarazione di voto, Presidente. Prego. Grazie, Presidente. Allora, ho sentito un po' tutti i vari partiti politici presenti qui in questo Consiglio Comunale. Dico alla consigliera Maria Teresa Ret che il signor Sindaco vigilerà sicuramente
ancora su questo palazzetto dello sport e indubbiamente troveremo i denari per portarlo a termine. Se c'è la richiesta, da parte del signor sindaco di una commissione speciale, ben venga, però noi per la mozione daremo il voto, il nostro voto non è favorevole. Grazie Presidente. Grazie consigliere Balbisan, grazie. Posso? Prego consigliere Bertoncello, a lei. Allora, io registro in questo dibattito consigliare una serie di contraddizioni abbastanza forti, anche se le capisco, nel senso che si vuole sempre, a prescindere dagli interessi della collettività, tener conto degli equilibri di una maggioranza. Però alcune considerazioni le voglio fare, insomma. Spero di non... Poi entro anche nel merito, ma quello che noi stiamo assistendo in questo momento in riferimento all'argomento della mozione, io credo che questo sia una conseguenza, ma lo vedremo nel proseguo dei lavori dei consigli comunali, sia dovuto a una leggerezza e una, come posso dire, una modalità di gestione abbastanza approssimativa. Vedete, è probabile che la metodologia, scusate, torno indietro, quando si parla di contraddizioni, vuol dire, il sindaco ha dichiarato poco fa che è un problema di etica, di buona amministrazione, continuare le opere che anche una precedente amministrazione di colore diverso deve e ha l'obbligo di continuare. Io faccio solo, mi limito a registrare che la consigliera senatore ha condiviso questa cosa. Poi nell'operatività, ma lo vedremo, insomma, mi pare che tutto questo non sia avvenuto. Però ognuno fa le sue scelte e ne risponde nei confronti dei cittadini. Sempre in riferimento alla commissione consigliare, se mi permette, vede, l'articolo 60 dello statuto, io non so quanti di voi, o perlomeno quanti della passata maggioranza sia a conoscenza dello statuto e se è a conoscenza quanto di quell'articolato lo abbia applicato. Perché l'articolo 60, per esempio, dice che al fine di conoscere l'andamento della gestione finanziaria e economica del comune, il Consiglio comunale, su proposta motivata di un quarto dei consiglieri assegnati, può chiedere alla Giunta, il revisore del conto, al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi di predisporre relazioni informative in merito agli aspetti gestionali delle attività e ai singoli atti fondamentali. Quindi non c'è tanto un problema, non si vuole attivare una commissione. Io credo che il gruppo consigliare attiverà, siccome siamo più di un quarto di consiglieri, per ogni argomento, voglio dire, la convocazione del Consiglio Comunale o qualsiasi altro organismo che renda possibile la trasparenza dell'azione amministrativa. Vede, la storia di Prediposto è significativa, e qui lo dico alla segretaria sostanzialmente, perché avrà un compito impegnativo da svolgere, perché l'articolo 71 sempre dello statuto dice che a cadenza biennale si verifica lo stato di coerenza dei regolamenti e degli statuti, cosa che per 5 anni non è stato fatto, e abbiamo tutti i regolamenti scaduti. Potrei dire che l'articolo 10 le associazioni sportive che ottengono contributi devono rendicontare, potrei dire
che l'articolo 29 prevede la commissione della pari opportunità, potrei dire che l'articolo 35 competenza annuale il Consiglio deve verificare lo stato di attuazione dei programmi. Poi potrei dire che l'articolo 53 per i servizi pubblici che vengono mediante affidamento diretto, il Comune di Portogruaro deve garantire il controllo e chi è dentro il Comune che controlla e verifica. Insomma, potrei occupare il Consiglio su queste questioni parecchio tempo e non lo voglio fare perché ne avremo occasione. Il problema vero, voglio dire, è che non avendo applicato lo statuto, il regolamento, eccetera, poi si incorre in tutta una serie di difficoltà operative. Vedete, io non entro nel merito del centro polifunzionale di Pradipozzo, ne avrei ben donde da dire, ma ovviamente i consiglieri che mi hanno preceduto lo hanno in qualche maniera evidenziato. Due battute. Vedete, quando si fa un piano delle opere pubbliche dove non ci sono progetti preliminari, dove si inseriscono dentro delle opere senza avere i finanziamenti relativi, se si fanno delle opere parziali in attesa di chissà quale intervento successivo potrebbe in qualche maniera risolvere il problema, io credo che questo non sia una buona amministrazione. Questa è la mia opinione, probabilmente anche sbagliata. Quando si parla di informazioni ai cittadini, bisogna avere anche qui un po' di cognizione di causa. Uno dei compiti dell'amministratore è quello di tentare, al di là di motivare le scelte che fa, di trovare delle coerenze e dire le cose che corrispondono ai fatti. Noi avremo modo in questa consigliatura purtroppo di affrontare tanti argomenti. E una delle questioni etiche che sta in capo agli amministratori è quello di fare chiarezza e di dire le cose come stanno, cioè parlare di piano regolatore e non far capire cos'è un piano degli interventi, non avere un piano delle opere pubbliche in parte finanziato. Sono tutte cose che poi alla lunga si sommano e diventa tutto molto difficile. Per quanto riguarda San Nicolò, faccio due battute perché nel passato recente, in questo Consiglio Comunale, siamo stati sollecitati più volte di non guardare il passato e guardare il presente. E noi ci stiamo anche sforzando di questo, ma se per giustificare le difficoltà che ci sono sul centro polifunzionale di Pradipozzo si tira in ballo San Nicolò, vabbè, vuol dire che ognuno smentisce se stesso, perché su San Nicolò ci sarebbe un romanzo da scrivere. Faccio due battute solo e mi fermo non perché non ho voglia di discutere, ma perché la strada di accesso era provvisoria e delegata alla rotonda di Via Tinori per Via Giai, ma sono passati 5 anni senza tentare di voglio dire, rendere come era previsto l'accesso da Via San Martino. Il problema delle arredi e delle porte, rispondo a qualche consigliere che è intervenuto, qui vuol dire è a conoscenza di tutti, che nel 2015 il patto di stabilità, dal 2008 al 2015 noi abbiamo sofferto tremendamente per il patto di stabilità, non era previsto purtroppo l'acquisizione di arredi, di porte e di qualsiasi altra natura, e siamo stati messi in forte difficoltà. E quindi in corso d'opera il governo è intervenuto ponendo dei vincoli rigidi, insulsi dal mio punto di vista,
dove neanche un'opera che doveva essere completata non poteva essere arredata. Vabbè, mi fermo qua perché ci sarebbe un romanzo da scrivere, ma io credo che prima o poi questo Consiglio sarà interessato ad affrontare questo problema. Tornando al centro polifunzionale di Pradipozo, cioè io quello che voglio mettere in evidenza, ma non esiste nella pubblica amministrazione che si possa prevedere a bilancio un'opera. Lo poteva fare l'amministrazione, diceva il mio obiettivo è quello di fare un'opera per stralci, non ci sono risorse attuali, quindi io prevedo un primo stralcio e poi prevedo sulla base di un progetto preliminare un secondo stralcio. Quello che è grave dal mio punto di vista è che si è investito 1.800.000, 1.755.000, adesso non vorrei sbagliarmi, di un'opera che per essere funzionale, non completa, funzionale, e credo che la consigliera Zanuto e il sindaco mi comprenda, quando si dice che utilizzando l'avanzo di amministrazione del 2020 o facendo un mutuo, ce lo dirà il signor sindaco e la maggioranza in un prossimo consiglio, e voglio dire, non è che dalle informazioni, dalle dichiarazioni che i membri della maggioranza fanno, il centro polifunzionale si completerà, lo si renderà funzionale, che è una cosa diversa da completarlo. Allora vedete, consiglieri, colleghi, voglio dire, io credo che qualsiasi amministrazione faccia le scelte, io ritengo nella continuità, di quello che ritiene utile fare e ne risponde come rispondiamo tutti. Però qui ci troviamo di fronte a delle situazioni che sono, per dire imbarazzanti, nel senso che dalle informazioni che ho io, tutto il Consiglio precedente era d'accordo su realizzare a Portoguaro, per i motivi che sono stati detti, una palestra. Tutti poi alla fine, voglio dire, sono d'accordo, signor Sindaco, che un'opera, su questo sono perfettamente d'accordo con lei, anzi di più, che quando si inizia un'opera, l'opera va conclusa. Perché vede, in Italia, quando le amministrazioni possono cambiare ogni 5 anni, voi potete immaginare che alcune opere importanti, che tra la programmazione e la realizzazione decorrono anni, ci mancherebbe altro che subentri un'altra amministrazione e che interrompa il processo. Sarebbe, voglio dire, uno spreco di denaro pubblico, e se io fossi un giudice direi danno erariale. Allora, non credo di andare molto fuori tema, però io credo che se vogliamo non guardare al passato, ma fare tesoro del passato, degli errori del passato, di qualsiasi amministrazione, sia doveroso sederci a un tavolo, comprendere e riconoscere quali sono state gli inghippi, le difficoltà, le scelte, e andare avanti. Perché altrimenti, voglio dire, non daremo alla nostra città quello che si aspetta. Quindi io mi auguro che presto venga portato all'attenzione del Consiglio un assestamento di bilancio generale, anche perché lo Statuto fissa dei termini per assestamento, però dice ogni qualvolta ciò si renda necessario. I consiglieri comunali per statuto, se ritengono, hanno la possibilità ogni mese, ogni 2 mesi, di porre all'attenzione del Consiglio gli argomenti che ritiene utili da affrontare.
E quindi io credo che sia... Un minuto. Bene, io faccio un appello al sindaco che spero il 24 di maggio si porti un assestamento e si decida qual è il piano delle opere pubbliche del 2021, 22, 23, quali sono le modalità di finanziamento certe. Mi augurerei che le modalità di finanziamento, visto che nel 2019-20 sono stati messi milioni di euro di vendita immobili che non si sono mai realizzate, che si colga le difficoltà del passato, non solo quello recente, ma anche quello più remoto, per tentare di fare un bilancio e di portare all'attenzione del Consiglio piani delle opere pubbliche, progetti che si possono realizzare. Mi fermo qua, nel senso che l'auspicio che io ho è quello che si usi il passato per migliorare e che si usi, voglio dire, e si proceda. Qui faccio un appello alla segretaria e alla maggioranza. Noi abbiamo necessità di regolamentare il nuovo Consiglio Comunale, l'attività del Consiglio, abbiamo da verificare tante di quelle cose e abbiamo anche la necessità di portare all'attenzione almeno ogni 2 anni, voglio dire, gli aggiornamenti regolamentari, statutari, che consentono di avere un'amministrazione trasparente. Grazie, signor Presidente. Grazie, grazie consigliere. 50. Perfetto. Ci sono altri interventi? Consigliere Rodriguez, a lei. A me piace ascoltare, poi mi piace tentare di fare sintesi se ci riesco, tante volte non ci riesco, però mi piace intervenire su questo tema, premettendo che io nella passata consigliatura non c'ero, ma seguivo come tanti altri cittadini questo tema. Però devo anche evidenziare come ancora una volta l'opposizione, presentando una mozione, che poi tanto mozione non è perché non entra neanche nel merito effettivamente della questione di cui si vuole trattare, ossia questa struttura polifunzionale palazzetto di Pradipozzo, ma alla fine mi pare di aver capito che il focus sta nel domandare l'ennesima commissione speciale, perché ne avete chiesta una prima ancora di mettere piede. Il povero Sant'Andrea continuava a essere ossessionato dalla commissione speciale per il Covid. Poi si è parlato di perfosfati, adesso ne chiedete una sul palazzetto e dopodomani ne chiedete una sulla qualunque. Allora voglio capire, perché mi è capitato in passato di discutere di mozioni e non solo a me, rispetto ai presenti che siedono in questi banchi. O si ha il coraggio di entrare effettivamente nel merito della questione e quindi si parla del palazzetto, o non si può giocare a ping pong ogni volta e alla fine in fondo ci si infila la richiesta alquanto pretestuosa, perché sapete che esistono le commissioni permanenti effettive votate dai consiglieri che ci permettono di discutere, discernere e di ricavare la sostanza per alleggerire, ma così mi accorgo che non è durante i consigli comunali, perché si va avanti per ore e i consiglieri di opposizione, siccome non hanno altro che fare, cercano di sfruttare al massimo tutti i minuti a loro disposizione. Anche questa sera si hanno tentato di usare i loro tempi, hanno fatto questo tentativo in modo goffo, senza riuscire a entrare mai nel tema della questione. Difatti questa mozione non entra assolutamente nel merito, ma si limita a chiedere uno strumento. Allora mi chiedo, che senso ha presentare una mozione quando sarebbe stato più semplice su questo tema chiedere la convocazione di una commissione, quindi la commissione preposta, la commissione che si occupa di sport e lavori pubblici, ed entrare effettivamente nel merito della questione.
perché se poi ognuno di noi rivendica il campo di San Nicolò, dice che non aveva i soldi nel 2015 perché c'era il patto di stabilità e non si potevano nemmeno acquistare, e ritiene insulso addirittura, perché questo è stato il termine usato dal consigliere Bertoncello, ritengo insulsa la possibilità di non poter acquistare nemmeno gli arredi per il campo di San Nicolò. Ma ragazzi, signori, di cosa stiamo parlando qui? Qui ci stiamo perculando, tanto sono passate le 22, quindi siamo fuori dalla fascia protetta, ci stiamo prendendo per il culo perché non entrate mai nel merito delle questioni e ci fate perdere tempo. Allora, quando imparerete a entrare nel merito delle questioni, e questioni importanti come può essere questa del palazzetto dello sport di Pradipozzo, allora probabilmente potrà esserci una interlocuzione seria e concreta. Quindi bene ha fatto il sindaco, seppur in maniera sintetica, ma è nel suo stile essere sintetico e ficcante, quando ha risposto che l'opera deve essere conclusa e se ne vedrà sicuramente la luce. Però voi non avete chiesto nulla di concreto, vi siete limitati a ripetere che volete l'ennesima commissione speciale. Per quello che riguarda la lista civica Forza Portugallo, io annuncio il voto contrario e rispedisco in maniera forte e convinta questa mozione al mittente. Grazie. Grazie consigliere Rodriguez. Consigliere Terenzi, secondo intervento, 5 minuti. Sì, grazie Presidente, molto brevemente. Intanto annoto come continui con un linguaggio aggressivo, anche poco rispettoso del lavoro altrui, il consigliere Rodriguez, e continua a rimandare al mittente le proposte, legittimamente ovviamente. Però non accetto questa aggressività verbale, e soprattutto non accetto il non rispetto del lavoro altrui. Allora il gruppo di opposizione ha espresso, ma già da mo', su questa vicenda, posizioni chiare, posizioni molto chiare, e come dire, criticità che ora, guarda un po', consigliere Rodriguez, si stanno puntualmente verificando. Però non voglio polemizzare con lei, perché non è utile polemizzare. Però le raccomanderei più rispetto e meno aggressività verbale nei confronti dei suoi colleghi, che come lei cercano di fare del loro meglio. La seconda questione è che vorrei chiarire molto bene, perché c'è un equivoco enorme anche dalle parole del collega Rodriguez. Io non so dove abbiate letto la convocazione di una commissione speciale, ma francamente non c'è scritto da nessuna parte nella mozione. La mozione richiede invece la commissione competente per materia, naturalmente aprendo con lo strumento dell'audizione. Presidente, lei mi insegna che in commissione è possibile audire. Quindi noi vogliamo stimolare, vogliamo proprio promuovere la discussione su questo tema, perché le criticità stanno aumentando e per troppo tempo non si è affrontato in modo sistematico questa questione. È l'ora, gentili consiglieri, rispetto a questo tema. Quindi veramente non comprendo e non capisco questa restituzione al mittente di questa mozione, che invece è molto chiara e vuole cercare di ridare un impulso ad una questione e ad una realizzazione che sono molto molto impegnative per il nostro comune, per la nostra comunità. Fra l'altro prendendo anche atto che le cose che l'amministrazione da anni sta evidenziando su questo tema ora cominciano a diventare patrimonio anche della maggioranza. Quindi non comprendiamo davvero questa aggressività e non comprendiamo davvero il perché si voglia respingere un'iniziativa che va nel verso dell'approfondimento e delle informazioni. Grazie, consigliere Terenzi. Sì, io ricordo a tutti, prima di dare la parola alla consigliera Reghini per il secondo intervento, 5 minuti, che le commissioni competenti sono ovviamente registrate e messe online il giorno dopo
all'interno del sito del Comune di Portogruaro, quindi sono visibili e sentibili da tutti i cittadini che lo volessero fare, associazioni e quant'altro. Prego, consigliere Arrighini. Volevo solo rileggere l'articolo 36 del regolamento, mozioni. La mozione consiste in una proposta di deliberazione inerente a materie di competenza del Consiglio Comunale riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi. Può avere per scopo la formulazione di un voto in merito ai criteri seguiti e infine dice può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione. Promuovere un dibattito politico-amministrativo su un'opera che improvvisamente è aumentata di 2 milioni di euro, su cui mi sembra di capire non ci sia proprio tutto questo accordo all'interno della maggioranza, non mi pare che sia proprio scentrato. Comunque, se questo deve essere un modo per strumentalizzare e bocciare la partecipazione dei cittadini, delle associazioni che sono coinvolte, per dire che siamo noi che siamo incompetenti, va bene, lo accettiamo, sta di fatto che chiarezza su quest'opera va fatta, perché la gente, al di là di quello che si è detto in questo consiglio, vi posso garantire che non sa proprio niente, anzi sa che c'è una cosa che viene fatta e viene usata da tutte le associazioni sportive, come invece magari sa perché qualcosa di più, perché conosce qualcuno o si informa. Cioè non mi pare che sia una cosa corretta, e questo parlo sia per Pradipozzo che per il resto del comune, cioè non stiamo parlando solo dei cittadini di Pradipozzo, visto la funzione dell'opera. Quindi non approvare, giustamente è giusto e lecito fare quello che si ritiene, però come ha detto il mio capogruppo non mi sembra che abbiamo fatto una richiesta peregrina, soprattutto quando il percorso partecipativo relativo all'opera non è mai stato fatto. Quindi forse è raggiunto il momento, come ha detto il capogruppo, di portare i nodi al pettine e parlarne chiaramente. Grazie. Grazie consigliera. Sono altri interventi? Non vedo altre richieste e quindi io chiedo al segretario per cortesia di porre al voto il provvedimento. Grazie. Florio Favero. Favorevole. Scusate. Florio Favero. Scusate, perché sono andato a prendere. Contrario. Arrighini Silvia. Favorevole. Barbisano Leonardo. Non favorevole. Contrario. Sì, sì. Bertoncello Antonio. Favorevole. Bravo Bertilla. Contrario. Dalla Bona Paolo. Contrario. Irina. Favorevole. Mascarin Gastone. Contrario. Morsanuto Angelo. Morsanuto Angelo. Morsanuto Angelo non lo vedo, non c'è in sala, sarà uscito un attimo. No. Magari aspetto. Eccolo qua, Morsanuto Angelo. Morsanuto Angelo. Contrario, mettilo più. Contrario. Grazie. Finisca pure il boccone. Solito Mario. È assente sempre. Maria Teresa. Favorevole. Rodriguez Riccardo. Contrario. Senatore Maria Teresa. Contrario. Vivalle Renato. Contrario. Terenzi Marco. Favorevole. Bindini Andrea. Favorevole. Zanutto Alessandra. Contraria. Ok. La mozione non è La approvata. mozione è respinta. Allora adesso veniamo alla domanda di attualità. Abbiamo una domanda di attualità presentata dalla consigliera Ret Maria Teresa che in realtà è più un'interpellanza, però se la vuol dar lettura e poi ci sarà una risposta. Grazie.
Sì, grazie. Semplicemente ho inteso in ottica collaborativa proporre in forma scritta quello che avevo già richiesto a voce, e ho inteso fare una domanda di attualità visto che la scadenza è prossima. Considerato l'interesse più volte dichiarato dall'attuale amministrazione nei confronti del mondo della scuola e della famiglia, interesse espresso anche nel documento unico di programmazione 2021-23, avendo già sollevato il tema nel corso del dibattito durante la scorsa seduta consiliare, ma non avendo avuto risposta, essendo le candidature per il bando sottocitato in scadenza il 21 maggio prossimo, sono a chiedere se il Comune di Portogruaro, a conoscenza di questa possibilità, intende rispondere, e se sì con quale progetto, al bando per accedere a fondi stanziati già nella legge di bilancio 2020, articolo 1,61, legge 27 dicembre 2019 numero 160, per interventi su edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia, centri polifunzionali per la famiglia, fondi destinati a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Se invece lo stesso non intende rispondere a tale bando, sulla base di quali motivazioni? Volevo solo aggiungere che l'ottica è assolutamente collaborativa anche in vista delle prossime risorse che arriveranno agli enti locali, così per avviare insomma anche una discussione in merito a queste possibilità. Grazie consigliera. Risponde, mi pare, il signor Sindaco, prego. Microfono, Sindaco. Sono stanco anch'io, scusate. Il bando avente ad oggetto contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici dei comuni destinati ad asili nido e scuole d'infanzia, di cui la legge 160 del 2019 è stato operativamente aperto con decreto ministeriale 22/3/2021, quindi un mese abbondante fa. La misura in cui il Comune poteva accedere era la numero 4, ossia euro 140 milioni per la riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione delle bambine e dei bambini che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo. Sono stati quindi valutati i contenuti del bando per capire i requisiti e le modalità per poter candidare il Comune di Portogruaro facendo le seguenti analisi. Dapprima è stata valutata la possibilità di effettuare interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, che è stata scartata per oggettiva carenza del requisito. Non ci sono ovviamente scuole dell'infanzia inutilizzate. Successivamente è stata valutata la possibilità di ristrutturazione e messa in sicurezza di edifici da destinare ad asili nido, scartata perché non vi sono edifici di proprietà da riconvertire adeguati per questa funzione dal punto di vista geografico e logistico funzionale. E infine la nuova costruzione, che prevede una programmazione non compatibile con le scadenze del bando 21/5/2021, ossia la progettazione inserita nel piano opere, avvio delle procedure espropriative di acquisizione dell'area, finanziamento dell'opera nella prima annualità, indisponibile se non dopo la definizione dell'avanzo di amministrazione, cosa approvata pochi giorni fa. Nel frattempo, come voi ben sapete, il Comune aveva già manifestato all'RSA Francesconi un interesse a realizzare al pian terreno dell'edificio un centro per l'infanzia, manifestazione che sta procedendo con uno studio tecnico di fattibilità. Fatte queste considerazioni, è stato ritenuto che non ci fossero i presupposti per partecipare al bando. Noi controlliamo, valutiamo, approfondiamo e quindi reputiamo sia doveroso per la comunità. Se è doveroso per la comunità rispondiamo. Nella fattispecie tutti i bandi vengono selezionati giornalmente, tanto che oggi abbiamo richiesto una concessione di un contributo regionale per interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area per fosfati e area laghetti per 3 miliardi e 750 milioni, proprio perché siamo molto attenti
e non vogliamo perdere neanche un centesimo di quello che la Regione o l'Europa ci mette a disposizione. Quindi non aggiungo altro, spero che sia sufficiente la mia risposta. Grazie, signor Sindaco. Sì, il stato di gradimento, prego. Sì, certamente è stato di gradimento e ringrazio tanto il signor Sindaco per questa attenzione. Mi permetto solo di chiedere due cose, ovviamente non serve che mi risponda subito, può anche rispondermi più avanti, insomma posso passare per una chiacchierata. Mi incuriosiva sapere quali edifici di proprietà del Comune sono stati presi in considerazione e sono stati ritenuti non adeguati alla riconversione per uno degli obiettivi del bando. E poi volevo chiedere se, visto che questi temi sono così importanti e riguardano tutta la città e soprattutto il futuro della città, io sono molto molto lieta di sapere, ma ne ero certa, che il sindaco e insomma la sua giunta controlli con periodicità quotidiana i bandi in uscita, ma se anche il Consiglio Comunale può essere coinvolto e le commissioni, ecco, credo che magari la voce di tutti potrebbe aiutare a guardare la città di domani. Grazie, consigliere. Ora noi la seduta in realtà si chiude qua. Avevamo però, e adesso io mi rivolgo alla consigliera Zanutto, avevamo fuori sacco rispetto all'ultimo Consiglio Comunale un ordine del giorno che riguardava l'eliminazione dell'onorificenza al maresciallo Tito. Io sono uno dei firmatari, però per quanto mi riguarda, lo dico già, lo preannuncio, perché io adesso, se la consigliera Zanutto vuole presentarla, devo porre ai voti la discussione per stasera. Per quanto mi riguarda la possiamo anche rinviare, però chiedo alla consigliera Zanutto cosa intende fare. Grazie Presidente. Guardi, io purtroppo ho avuto una giornata a dir poco fra problemi familiari e di lavoro, infatti mi scuso ancora per il ritardo, per cui guardi, gradirei che almeno questa sera finiamo presto il Consiglio e la presenterò sicuramente il 24 e mi auguro che ciò avvenga anche con tutti i firmatari dell'ordine del giorno, fra cui lei e anche il consigliere Riccardo Rodriguez. No, certo, anzi le do anche un consiglio, lunedì la protocolli pure, che così a quel punto segue l'iter dell'ordine del giorno per il prossimo Consiglio. L'altra volta era un fuorisacco perché sostanzialmente era stata predisposta dai due partiti dopo la capigruppo e quindi era obbligatorio portarla fuori sacco, mentre per quanto riguarda il prossimo Consiglio Comunale lei lunedì, se la protocolla, segue l'iter e va in automatico in Consiglio, d'accordo? Sì, io penso anche che c'è l'altro firmatario giustamente che è il consigliere Riccardo Rodriguez, con cui mi confronterò, e quindi penso che comunque lunedì provvederò immediatamente alla presentazione dell'ordine del giorno. Mi scuso ancora per il ritardo, ma purtroppo guardate, ho proprio veramente una giornata col papà che ha problemi di salute, quindi sono anche stanca anche per quello, per cui mi scuso ancora con tutti i colleghi e i consiglieri presenti. Ok, bene, auguri al papà. Allora, grazie. La seduta si chiude qua, salutiamo il pubblico e vi saluto tutti voi alla prossima. Allora io vi preannuncio per il 24, adesso bisogna vedere anche l'RT perché avete visto che la situazione, quindi per il 24 probabilmente lo proseguiremo online. Per il mese di giugno mi impegno, mi adopererò, ovviamente rispettando tutte le normative che ci saranno, quindi distanziamento, mascherine e quant'altro, di poterlo fare in presenza. D'accordo? Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.